lasciando, no, la libertà ai propri figli di esprimersi. Secondo me qui il tema non è parlare con i propri figli rispetto all'uso di sostanze, il tema è dialogare con i propri figli, perché voglio dire, se tu hai la capacità di dialogare con i tuoi figli puoi affrontare qualsiasi tipo di tematica. Spesso i genitori hanno paura, no? di dialogare con i propri figli, si sentono a disagio ad affrontare certi argomenti e quindi secondo me la soluzione è aprire un canale di dialogo con i propri figli e quindi affrontare di conseguenza ogni tipo di argomento, lasciando, no, la libertà ai propri figli di esprimersi, di esporre le loro opinioni anche su argomenti come dire, che sono spesso difficili da trattare. E ringrazio e saluto Elisabetta Rizzetto, Presidente Associazione Amici di San Pratignano qui a Treviso. Grazie Elisabetta, grazie di essere ospite. Come stai intanto? Grazie a voi, grazie al tuo pubblico, grazie a tutti voi per l'invito. Io sto discretamente bene, sono ancora in una bolla un po' protetta perché, come sapete, insomma, come tanti di voi sanno, sono 5 mesi che non c'è più mio figlio, è mancato ha solo 53 anni, allora sai, è un momento un po' così per me che sinceramente non mi sembra ancora vero, però si va avanti, c'è una nipotina da pensare a lei e questa è anche la vita, insomma. Elisabetta, intanto un abbraccio da tutti noi, un grande abbraccio Elisabetta, soprattutto perché hai il coraggio di metterci la faccia, di dire quello che accade, quello che hai passato, quello che passerai, questi ricordi terribili, poi questa gioia della nipotina, bisogna andare avanti come hai detto tu. Quello che però abbiamo sentito dal servizio che abbiamo mandato in onda è l'importanza di dialogare con i propri figli, ma nello stesso tempo la paura di dialogare, la paura di guardarli negli occhi perché ti sei già accorto che qualcosa non va. E vuoi tentare di mettere la polvere sotto il tappeto, sperando che qualcosa cambi. Invece la polvere si accumula, poi a un certo punto il tappeto si alza e tutta la polvere esplode nella disperazione delle famiglie. Quanto importante è invece capire che devi parlare, devi guardare questo ragazzo, questa ragazza negli occhi e capire che non sei tu il problema è tutto loro, devi aiutarli, devi cercare di capire per fare prevenzione, non curare, perché la cura poi è terribile, è devastante, non sempre si riesce a superare, però la prevenzione si può fare, però bisogna avere il coraggio di mettersi in gioco e questo costa molta fatica e impegno. Prego Elisabetta. Beh, sono parole sante le tue, sacrosante, perché è la verità. Mettersi a confronto comporta anche grande fatica, grande impegno per un genitore, spesso volentieri presi da mille cose, dal lavoro, dalla carriera, da tante cose, si sottovaluta questo aspetto e sono cambiate tante cose perché realmente dopo quasi 30 anni io sono a contatto con le famiglie ogni giorno e vedo che proprio sono cambiati i tempi, il rapporto con questi figli non c'è. Vuoi l'isolamento con questi telefoni, però come ho ripetuto tante volte vedo proprio la mancanza della famiglia, il dialogo tra figlio e genitore. Ed è la soluzione più semplice, capisci, è meno faticosa lasciar perdere, ma bisogna farlo dall'infanzia, dai primi anni di vita, non si può aspettare quando c'è qualcosa che vediamo, ma è troppo tardi, perché quando ci accorgiamo dei cambiamenti siamo già, scusate del termine, non voglio essere volgare, siamo già nel fondo, è già troppo tardi, perciò dobbiamo veramente educare questi ragazzi, soprattutto con gli esempi, Mirella, lo dico sempre, in una famiglia li vedi i ragazzi che sono stati, nonostante abbiano avuto poi problemi di dipendenze, li vedi chi è stato cresciuto su una famiglia con dei valori,
con una certa educazione, che si comportano non da delinquenti, non con un'aggressività. Poi la droga ovviamente è tutta un'altra storia, perché la droga li rende aggressivi, li rende vulnerabili, e mettiamoci anche quella, no? Però li vedi quando escono da una famiglia, perché la parte buona, la parte educativa emerge prima o dopo. Chi invece è stato cresciuto in mezzo alla violenza e con pochi esempi, perché purtroppo non ci sono stati degli esempi, capisci, che hanno potuto... E li abbiamo davanti agli occhi ogni giorno, questi ragazzi, come si comportano. E se andiamo a analizzare e a scavare, io vedo che la famiglia non c'è, ma non c'è mai stata, perché è sempre stato detto di sì, perché è sempre stato fatto vedere che magari una mamma subiva le conseguenze in famiglia di violenze, e tutte queste cose qua stanno portando a una disperazione che io non ho mai visto. Ve lo dico sinceramente, sembra che non si riesca più a fermare. Senti Elisabetta, ma non è che io dico, non solo io ma anche molti esperti, molti addetti ai lavori, che ci sono fiumi di droga tutti i giorni che vengono messe nel mercato, droghe che si possono comprare online, droghe devastanti, ecco, di persone, di ragazzini che non sanno neppure quanto male si stanno facendo agli altri, ma alla fine è sempre per il denaro, perché io sono convinta, e vorrei anche una tua opinione, che abbiamo sbagliato tutto con la storia della paghetta. Già da piccoli iniziare a dare questi soldi perché fanno qualcosa, ma mi sembra che sia una cosa dovuta, cioè fai e come fanno tutti, come siamo, questa paghetta che inizia mai a non bastare, sempre di più, ma sei stato bravo, hai fatto, allora ti do la paghetta. Non pensi che abbiamo un po' esagerato con queste paghette, con questi soldi fin da piccoli maneggiare, poi tu sai che hanno il nemico dietro l'angolo, è là che li aspetta, veramente genitori che neppure si immaginano questo ragazzo che si mette la maschera quando esce del bravo ragazzo, invece che ragazzo bravo, che è diverso, prima ragazzo e poi bravo. Non pensi che anche questi genitori, non tutti, ecco, devono capire che c'è un'età per tutto, un valore per tutto, un sacrificio per tutto e un dovere per tutto? Ecco, tu cosa puoi dire a distanza di tanto tempo? Come vedi questi genitori rispetto a quella che eri tu come mamma, alla tua famiglia, al tuo marito, i tuoi figli? Cosa vedi di cambiato? È cambiato tantissimo purtroppo, perché adesso si dà tutto, non solo denaro, perché come chiedono qualcosa siamo tutti pronti a dare, e a un certo punto poi diventa una cosa normale. Quando le si dice di no, spaccano, rompono, perché questa è la realtà. Anche noi avevamo la paghetta, perché insomma io ho 71 anni, ho avuto anch'io la mia fase di adolescenza. Mio padre mi dava una paghetta, ma mi aveva anche educato e insegnato che quella paghetta doveva bastarmi, perché se non mi bastava da là non si sforava. Ed è questo che manca. Torno di nuovo a ribadire che manca di base l'educazione. C'è una cultura ormai che è stravolta, non ha più niente a che vedere con noi, perciò è tutto lecito, ma anche la punizione stessa. Due ragazzi ieri sera sputavano, c'erano i carabinieri, io ti dico, in questo momento sono qui a Jesolo con mia nipote, no? e vedo tutto perché sono in centro. Ci sono cose devastanti e mi chiedo, ma dov'è la famiglia? Dov'è sta famiglia? Che tutta la notte rompono, spaccano, ma sti ragazzi che vengono a casa, che sono allucinati perché usano tutti cocaina. E come dici tu, denaro, ma se lo procurano, sai, paghetta o non paghetta? E non è che costino proprio così tanto poco le droghe, perché ci sono le droghe sintetiche, per carità, ma chi fa uso di cocaina? Ma adesso tu lo sai meglio di me, lo dico ormai da anni, si è abbassato tantissimo il livello d'età dei ragazzini, no? Perciò la trovano lo stesso. Io adesso vi dirò una cosa che vi sconvolgerà. Ultimamente ho ragazzine che per entrare in un gruppo, chiamiamolo, per essere parte di questo gruppo, si vendono al capo banda, chiamiamo, perciò
perché questo poi ovviamente le dà la sostanza gratis, ma la cosa più grave, Mirella, io ho avuto ultimamente casi di malattie, che non sto qui a dirti, di ragazzine giovani con la sifilide. Io erano anni che non sentivo una cosa del genere, perché ci sono questi rapporti, perché pur di procurarsi la droga, ma anche nei maschi, non è che io sono le femmine, anche i maschi, oppure spacciano, come vedi quanti minorenni ci sono con problemi legali, e qua torniamo di nuovo che mancano le basi. È inutile che poi dicono la società, la scuola, la parrocchia, sì, tutti insieme bisogna fare questa cosa qua, ma parte dalla famiglia, dalla famiglia. Però c'è un però, Elisabetta, volevo discutere con te. Sai quel ragazzo che è stato ammazzato da questi amici proprio per la droga, erano completamente fatti, e questa mamma da sola, che era già andata via di casa come ha raccontato, e non è stata supportata. Non pensi che quando ci sono queste situazioni che si conoscono, che non è che siano situazioni sconosciute a chi di dovere, ci dovrebbe essere un supporto subito? Chi è questa mamma? Cosa fa? Che lavoro fa? Come fa a crescere da sola questo bambino che diventerà grande? Non pensi che manchi proprio il supporto a quelle famiglie che non riescono a crescere, che sono fragili, deboli, appunto con queste creature che non c'entrano niente, sono venute al mondo non perché hanno voluto loro, ma qualcun altro ha deciso così, e si ritrovano con questi genitori che non riescono neppure a essere autorevoli, autoritari, autorevoli, tutti e due, non lo sanno, non riescono. Nella solitudine più totale il tempo passa, il bambino cresce, diventa un ragazzo, appunto con questo devastante nemico che diventa sempre più forte, sempre di più, che cominciano a fare rete tra di loro, tanto è vero che si frequentano tra di loro, i gruppi sono quelli, li conosciamo, Elisabetta, cioè non è che non li conosciamo, sappiamo nomi e cognomi di tutti, però le leggi li difendono molto, specialmente i minori, tanto qual è, anche se provo, se mi faccio del male, ma qual è il problema? Decido io, senza sapere che prima o poi pagherai, non ti rendi conto, sei piccolo ancora, non riesci a capire il danno che stai facendo a te stesso e alla tua famiglia. Non pensi che ci dovrebbero essere più supporti, ecco, e capire chi vive nel territorio, in quale condizioni, perché ci sono i diversamente giovani che vanno supportati e vanno riviste tutte quelle, proprio quei supporti che non ci sono, ma ci sono anche queste famiglie, questi ragazzi. Ecco, io ho avuto una donna, una mamma adesso, purtroppo vittima lei di femminicidio perché il papà ha ucciso la mamma, e ha detto: ma parlano sempre dei genitori e di noi che ci troviamo completamente soli, ho dovuto cambiare città, ho dovuto arrangiarmi, non ho avuto l'aiuto di nessuno, ma perché non parliamo dei bambini, dei ragazzi che rimangono con dei traumi che non riesci mai a superare, non supererai mai? Chi si occupa di noi? Carte su carte, ma noi non viviamo con le carte, viviamo devastati. Cosa ne pensi? Allora, di questa mamma sì, conosco un poco sinceramente. Quando ho sentito il caso mi sono veramente fatta 1000 domande. Io vengo da te, Mirella, volentieri, proprio perché dico, per fortuna ci siamo anche noi per questo sostegno. Noi non siamo psicologi, psichiatrici, perciò se c'è bisogno anche di un supporto psicologico li indirizziamo noi come associazione di volontariato, no? Però con noi veramente le famiglie, chi ha avuto la fortuna, e lo dico proprio a voce alta, di venire da noi, e vorrei proprio che ti portassero queste testimonianze, tante famiglie hanno trovato veramente, per fortuna ci siamo noi volontari, e lo dico proprio, te lo ribadisco e lo sottoscrivo. Non che le istituzioni non ci siano, perché io conosco anche le istituzioni che hanno anche dato una mano a tante famiglie, sono lì apposta, ci mancherebbe, però è inutile che ci nascondiamo, non lo so, forse mancanza di personale, c'è una carenza enorme, non ce la fanno a seguire.
sta arrivando un fiume di richieste di aiuto, perché non è più un caso isolato come una volta che insomma, uno ogni tanto. Adesso questi ragazzini giovani sono mine vaganti, sono schegge impazzite, e capisco la famiglia che non può assolutamente farcela da solo. Perciò io sono qui anche da te per ribadire: se c'è bisogno contattateci, ci siamo dappertutto perché cerchiamo in tutte le maniere di farsi conoscere. C'è questa fortuna e dico, ringraziando Dio, che abbiamo costituito ormai da tanti anni questi luoghi di ascolto proprio per sostenere le famiglie, e credimi che riscontrano tanto beneficio, perché non sei più sola, sai con chi parlare e soprattutto parli con chi ha già vissuto e conosce questo dolore, capisci? Perciò senti Elisabetta, ma quando arrivano questi genitori che tu incontri, che voi incontrate come associazione, forse vedete anche che non sono arrivati prima per la vergogna, perché devono ammettere che c'è qualcosa che non va, e questa è la vergogna: il vicino mi guarda, ecco, i parenti mi giudicheranno, la società, la comunità cioè la vergogna di dire il problema, di esporsi, perché come dici tu poi prima o dopo si arriva, cioè non c'è niente da fare, chi ha la fortuna di arrivare, di chiedere aiuto, però è tardi, come dici tu, bisognerebbe fare prevenzione prima. Però mi vergogno, c'è la vergogna, noti la vergogna in questi genitori, Elisabetta? Assolutamente, ma l'ho avuto anch'io la vergogna. Io prima di espormi a dirlo addirittura ai miei fratelli, alle persone che più avevo vicino, ti senti veramente un marchio, perché te la vivi come un fallimento genitoriale. Come ho potuto non vedere? E cerchi di risolvere il problema in casa, ma non è così. Non potrai mai risolvere una cosa più grande di te, perché qui sì c'è bisogno veramente di persone che ti ascoltino, che ti sostengano, che ti dicano qual è capisci? E grazie a Dio ho trovato anch'io a suo tempo, 30 anni fa, queste associazioni, e mi hanno dato una mano, e un po' alla volta mi sono esposta, ho cominciato a dirle alla famiglia che avevo vicino, e alla fine il vicinato, io pensavo che nessuno sapesse niente, sapeva tutto, perciò anche entrare in questa dinamica, capisci, è sbagliato, non c'è niente da vergognarci, può capitare, capita, guarda, nelle migliori famiglie, quelli che manco ti pensi, perché non è adesso solamente una questione di... capita anche a famiglie normali. Io mi ritengo una famiglia normale, come te l'ho sempre detto, con mio marito siamo insieme da 53 anni, abbiamo un altro figlio più piccolo, che non beve, non fuma, cioè per dirti, corretto, eppure capita, perché può esserci un figlio più fragile, più debole, ma non bisogna vergognarsi, ed ecco perché butti via tempo, perché con la vergogna, tempo prezioso, perché te l'ho sempre detto, è come diagnosticare un cancro che prima va rimosso, prima va curato, e più probabilità, più percentuali di guarigione ci saranno. Se tu lasci lì, capisci, per la vergogna, lo lasci lì, va in metastasi e poi è troppo tardi. Abbiamo 3/4 di ragazzi in psichiatria che non potremo neanche mai più aiutare, perché questi avranno bisogno di comunità terapeutiche, e tu sai cosa sono le comunità terapeutiche. Dovrai essere curato a vita con una terapia, e vedere ragazzi, capisci, di 20 anni ridotti già così, credimi, c'è la morte nel cuore. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella, e buongiorno alla tua ospite. Cosa voglio da dire alla tua ospite? Intanto la ringrazio per quello che ha fatto, perché è con Patrignano è uno molto, che vedeva molto, ha drisciato tanti fiori, ha fatto tante robe, e la signora che ha 30 anni che è in mezzo, vedo che non aveva neanche più voglia di ridere, giustamente per tutte le robe che aveva visto, per i problemi, ma perché non aiutiamo questi fiori prima, come che dice la signora, prima di arrivare a... Ma perché? È lo Stato, queste robe qua, non vi interessa niente, perché è impossibile, chi conosce gli spacciatori, chi conosce chi dà sta droga, e noi siamo buoni fermarli.
ma non con pene severe, che ieri è manta, ieri è igua, che non può più fare niente. La roba è che uno delle robe più grandi per me da risolvere è quello della droga. Perché è una roba immaginabile, pensa che sono a vedere il processo dei piccioni e fava negli anni 80, che io dicevo signor uno era ministro, cosa vero. Va bene, e il doperava la droga buona, il doperava, ti ha fatto morire due figlie giovani, il doperava cocaina pura, adesso che c'è droga, da 10 euro grammo, il 10 euro è una cifra che il paese c'è, è molto vicino, gli ha attaccati però, gli distrugge il cervello, è una roba impensabile. Dico tanti anni, guarda, il problema della droga per me è un problema che la da dire, che deve avere una soluzione. Perché? Perché è il peso problema che possa avere una famiglia, dopo che la famiglia gli fratelli non sa più. Ma cosa ha avuto? Guarda Mirella, una volta, mi dirà sempre quello, noi altri avremo solo il pensiero di andare a lavorare a Parita, non vedere. Andare a lavorare a 10 anni, da non so, da un falegname, da un elettricista, e ci faremo 1.000 franchi a settimana, per Parita era quella. Adesso siamo tutti fatti, mi sono nonno, e con nipoti da 18 anni, 16 anni. Ma non che davo tanti spese, davo 10 euro al mese, 10 euro a settimana quando vivo a scuola, mi domando sempre, una volta ho visto che aveva la sigaretta elettronica sconta, però ho già pagato, ascolta vieni qua, l'ho fatto era Mancina, mi ho fumato, fino ai 40 anni, ho cominciato 10 anni con le sigarette del contrabbando quando era le navi americane, francesi, era piene di sigarette in giro. Se non le muovo, non li sarebbe più, sarebbe già morto. E ora questi fiori qua bisogna aiutarli, come che prima che arriva, quando chi si invariguai questa droga, è molto difficile, guarda molto di cose che facevano, e che altri saltanti, gli ha fatto tanto del bene, e che avevano anche tante rogne fuori, ma è un'associazione da tenere in palmo del mano, e chi politici si ricorda che queste persone senza fondo del lucro che fa queste robe. E ora andiamo a aiutare cosa? L'Albania. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti che devo far vedere anche i video. Ti ringrazio della telefonata, poi sentiremo anche Elisabetta Rizzetto se vuole commentare quello che hai detto, ma andiamo a vedere anche un altro video molto importante, testimonianze San Patrignano. San Patrignano mi ha donato ad avere più stimoli, a confrontarmi di più con le persone. Tanta pazienza. L'autostima, la dignità soprattutto. Sicuramente mi ha responsabilizzato molto. Cosa mi ha donato San Patrignano? Una colazione la mattina, un pasto. La vita che stavo buttando via. L'umiltà. La libertà di essere me stessa. Come è arrivata la mamma mi ha abbracciato forte, io non abbracciavo mia madre da non mi ricordo quanto tempo. Amicizia. Amicizia vera. Come commentiamo, Elisabetta Rizzetto, sia quello che ha detto Rinaldo e anche queste testimonianze molto toccanti, molto importanti, hanno riscoperto la gioia di vivere, i valori, ecco lo dicono le parole con le quali si esprimono questi ragazzi. Prego Elisabetta. Rinaldo io lo capisco perché è un po' uno sfogo, lo sfogo che abbiamo tutti, perché te la prendi con tutto e con tutti, no? Perché ovviamente vorremmo avere la bacchetta magica e poter arrivare, siamo impotenti davanti a una cosa così grande, lo dico io, ma non perché gli anni sono passati, vedo che anche chi è più giovane di me, non che si sta rendendo, e non mi sto rendendo nemmeno io, voglio essere chiara, perché neanche un lutto non mi ha fermato, perché continuerò a combattere fino all'ultimo respiro, perché non riuscirò mai ad accettare che un ragazzo si butti via in questa maniera, e la dimostranza l'avete avuto in questi ragazzi, in questi pochi che avete visto. Questa è la realtà, che si può uscire dalla dipendenza, però bisogna fare forza, unirci, ma non quando ormai è troppo tardi, perché uno può pensare, vabbè, poi prima o dopo mi recupero, ma prima ci si recupera, prima la famiglia interviene, anche con maniere drastiche, ve l'ho detto tante volte, che noi non è che andiamo
tanto si aspetta un attimo, si valuta da caso a caso, perché ci sono ragazzini giovani che bisogna anche un attimino cercare di conquistare, di dare fiducia, perché in maniera che poi ti seguano e inizino questo percorso. Ma a volte noi alle famiglie raccontiamo il nostro vissuto, che li abbiamo messi in strada, sotto un ponte, perché non è che è solo lì quando toccano il fondo poi riescono a riemergere. Perciò io dico, c'è la grande fortuna di avere delle comunità come San Patrignano, perché non è solo San Patrignano che fa, nessuno fa miracoli, perché devono metterci tanto del loro, Mirella, perché se uno entra per accontentare il genitore o per tenere le acque o per non andare in carcere, capisci, esce come prima, lì c'è sta fortuna di poter veramente riprendersi in mano la libertà, però con tanta fatica e con degli strascici a volte veramente di salute soprattutto, o problemi legali, perché purtroppo la droga è devastante. È devastante e ti porta alla morte, insomma. E io ne sono l'esempio, perché anche se mio figlio, diciamo, erano anni che insomma si era anche abbastanza stabilizzato. Abbastanza vuol dire, scusa se ti faccio questa domanda, Elisabetta, ma te la devo fare perché a casa devono capire. Certo, quando arrivi a un punto, come hai raccontato tu, di tuo figlio, si fa fatica a uscire, si fa fatica anche a non ricadere. Tu hai detto abbastanza, cioè l'aveva proprio divorato questa terribile, ecco, arma letale che lui usava? Allora, il mio Luca ha iniziato, come sai, insomma, a 20 anni e ha avuto alti e bassi, ha avuto delle ricadute. Credo che la sostanza non l'abbia mai abbandonato completamente, ma anche perché lui, più che sostanza, aveva una problematica dell'alcol, e anche se non si ubriacava, perché non l'abbiamo mai visto ubriaco, è arrivato il conto, come a tanti della sua età, perché la droga, che sia alcol, che sia sostanza, che sia la droga, uccide, ma uccide veramente, ti presenta il conto con gli interessi, quando ormai è troppo tardi. Infatti il suo fegato, un po' alla volta, come ripeto, decine, centinaia di ragazzi della sua età sono venuti a mancare, non ha perdonato e se l'è portato via, perché ormai non c'era più niente da fare. Non è riuscita neppure la figlia a essere diventato padre, avere una certa responsabilità, a fargli capire assieme, perché io so che tu ce l'hai messa veramente tutta con la tua famiglia, ecco, non riuscire a superare, ecco, questo ostacolo che è la droga vuol dire anche alcol, giustamente, non c'è solo, ecco, se ne parla poco, ma sarebbe anche da discutere che droga è l'alcol, perché veramente io quando ho il professor Garattini che dice guardate che l'alcol è cancerogeno, è stato dimostrato finalmente, ecco, qualcuno non vuole ascoltare perché c'è sempre un business dietro, ecco, questa parola. Secondo te, neppure diventando padre, la responsabilità di tenere in mano questa creatura è riuscito a superare questo ostacolo, come hai detto tu? Io sono convinta che non l'ha mai abbandonata, una o l'altra qualcosa prendeva. Assolutamente, perché non solo il mio, guarda le madri, perché insomma, ok un padre, ma quante madri ci sono che neanche davanti a un figlio, la droga ti prende tutto, prende il cervello soprattutto, perciò non è una cosa così semplice. Nel caso di mio figlio ovviamente la bambina, la ragazzina ormai perché ha 14 anni, la vedeva pochissimo e lui, la sua fragilità, la sua grande, ma non perché sia una giustificazione questa, era proprio lui fragile, non aveva carattere da combattere, ha anche combattuto tanto davanti a questa cosa qua, però è stata portata via, la vedeva pochissimo perché la vedeva solo durante l'estate quando veniva qui da me, perché c'è stata una mamma appunto che una persona poco intelligente, perché io dico sempre che gli adulti fanno più danni che quando ci sono dei bambini dovrebbero tutelare i figli,
lui, questa qua era una sofferenza, è stata una spina nel cuore per tanti anni, lui adorava sua figlia più di qualsiasi, però non poteva viversela, gliel'hanno proprio strappata e ha fatto di tutto perché, nonostante che poi le volesse tanto bene da ambe le parti, però ripeto, non è una giustificazione, di base c'era la fragilità e lui quando era in sofferenza ovviamente non doveva assaggiare neanche un goccio di birra perché il fegato era già compromesso, e attenzione perché non è che sia scoppiato tutto su un colpo, il fegato ne risente dell'uso di sostanze, di alcol, no? E la cirrosi ovviamente era dietro l'angolo e quando è scoppiata ormai era troppo tardi. Senti Elisabetta, questa ragazzina ormai che sta crescendo, non è più una bambina, ecco, cosa ti dice? Come vive questo ricordo di questo papà? Ecco, però la forza che hai tu di cercare anche non di dividere ma di unire. Veniva da me, la vedeva perché ero io che veramente seguivo tutta la situazione. Come la vedevi? Come vedi questa? Anche per far capire a casa che hanno bisogno di supporto questi figli che dicevo prima, non vanno lasciati soli, va spiegato il problema, dialogare con loro, è successo questo ma c'è anche una speranza. Cosa dice Elisabetta? Mirella, io ce la sto mettendo tutta con le mie ultime forze, mi sto proprio dedicando soprattutto su di lei perché anche se siamo lontane, lei vive in Emilia Romagna, io la sento, la seguo, la coinvolgo perché lei anzi è orgogliosissima, da quando è nata praticamente è l'unica nipote che ho, tu prova a pensare quanto noi l'amiamo. Non ti nascondo che ho tanta paura, però credo che averle fatto vivere anche, perché mentre da una parte c'era chi diceva no, è ancora piccola, tuteliamole il dolore, no, il dolore deve viverselo tutto perché l'ho provato io alla sua età. A me è morta la mamma di 43 anni, a me non è stato detto non tuteliamola o vattiamola, no, mi hanno fatto proprio vivere il dolore della mancanza ed è stato atroce, mi sono voluti anni, avevo 2 fratellini piccoli e ho detto e lei deve vivere il dolore perché questi ragazzi non sanno cos'è il dolore, perché appena hanno un mal di testa le danno la pastiglia, appena crolla l'antibiotico e no perché sennò piange, e no perché sennò si sente inferiore agli altri, è tutto un dare e credo, spero che questo abbia anche servito, le ho fatto capire che papà purtroppo nella sua vita ha sbagliato, ma era anche tanto amato perché è stato tanto, c'era il mondo di amici, ma amici quelli sani, quelli che dall'asilo alle elementari, alle medie, alle superiori le sono stati vicini, le ho fatto vedere anche la parte bella del padre, ma le ho fatto anche capire che dagli errori si pagano ma salati, perciò io le parlo tanto, è un'età, tu sai che mancare un padre a questa età non è semplice. Lei adesso è supportata anche da una psicologa, sta facendo anche un buon lavoro, diciamo che non parla tanto, non ha ancora tanta voglia di parlare, forse lei dice sono un po' come te Betty, se mi chiama Betty, e lei dice in questo momento è meglio che ci tuteliamo, proteggiamo, ma ciò non toglie che lei va sul pontile dove suo papà la portava a pescare e io le rammento sempre tutti i bei ricordi che deve tenerli, mantenerli. Dopo passerà anche, spero, velocemente questa fase adolescenziale che sappiamo che terribile. Abbiamo Gabriella da Mogliano, poi andiamo in pubblicità. Vai Gabriella. Buongiorno Mirella, grazie di tutto di quello che fa. Volevo dirle che anche come l'alcol, come diceva lei, è una droga perché quando uno si mette a bere non smette più, sarà perché io ho vissuto il fatto in famiglia che avevo la mamma per un dispiacere di famiglia, io le dicevo guarda che ti fa male, ma un goccio mi dà coraggio, sì, il coraggio alla fine ti distrugge, ti porta alla morte perché non c'è altro. E dopo anche chi prende antibiotici o medicine bevendo un bicchiere di vino è come se drogasse, è la stessa cosa, perché vino e medicine è droga pura. La gente non capisce questo. Io avevo un cugino che purtroppo è passato oltre, che beveva vino del suo, perché in campagna hanno vino proprio. Io le dicevo, prendi tante medicine e bevi, ti droghi anche tu come gli altri, stessa cosa, ma non è vero, e invece è vero, perché è così.
Grazie di tutto e buona giornata. Grazie a te Gabriella. No, io voglio un commento di Elisabetta, una cosa importante quella che ha detto la nostra Gabriella, la superficialità di non capire che non puoi abbinare le due cose. No, facciamo anche questo appello perché molti non lo sanno, non riescono neanche a capire quanto male, come ha detto Gabriella. Cosa vuoi dire Elisabetta? Mirella, io più che mai ultimamente inserisco ragazzi in comunità ed è la stessa identica, è lo stesso identico percorso che fa un tossicodipendente. Non è che il tossicodipendente sta là 3 anni e l'alcolista sta là 1 anno, si fanno lo stesso, perciò è paragonato al pari della droga e da qua non si scappa. I ragazzi ormai è la prima cosa che ovviamente per sballare fanno, giovanissimi, stramortiti perché diventano ovviamente anche aggressivi perché poi l'alcol li porta all'aggressività ed è al pari della droga, punto, inutile che aggiungiamo altro. Pubblicità. Il ragazzo contestava la struttura dell'esame che ritornava, diciamo così, sulle competenze, sui contenuti, sugli argomenti già comunque verificati, valutati durante il percorso scolastico dell'ultimo anno. Dopo Padova e Belluno, anche a Treviso, al liceo Canova, in sede d'esame un ragazzo si è rifiutato di svolgere l'orale. Un effetto domino che vede come protagonisti ragazze e ragazzi, casi che in tutta Italia al momento si contano solo in Veneto. Nel mirino della contestazione, questa volta la struttura dell'esame di maturità. Nel contesto di oggi venga vissuta male la valutazione perché forse c'è un fraintendimento del significato del voto. Il voto è una rappresentazione numerica di una valutazione, ma di una valutazione che ha un grande valore formativo. Quando viene travisato il valore, certamente può essere sentito come un sistema pesante perché è un sistema che viene frainteso. Tutto parte dalle votazioni, numeri che di fatto, dicono gli studenti, inevitabilmente ricadono sulla persona. Un sistema obsoleto che non tiene conto di moltissimi fattori. Non sono di questo parere presidi e professori. Mi aspetto che questo alunno venga anche a trovarmi per rappresentarmi le sue idee, la sua posizione. Mi piacerebbe molto. Ecco, è importante rimanere comunque in dialogo con i nostri giovani. Volontà di ascoltare i ragazzi che sembra non trapelare però dalle parole del ministro Valditara che adotta la strategia della tolleranza zero. Una riforma relativa all'esame di Stato che mi sembra sia necessaria perché certo come mai sono possibili casi come questi e comunque c'è la promozione e quindi diciamo comunque sì. Il risultato è conseguito perché la norma prevede che raggiungendo il punteggio dei 60 l'esame sia superato. Una norma dunque che espliciti che il colloquio è una parte fondamentale dell'esame, tenendo conto però che già ora il 40% del voto di maturità tiene in considerazione la valutazione del percorso scolastico degli studenti. Vorrei che mi esplicitasse le sue motivazioni e le argomentasse anche sulla base della sua esperienza. Tra l'altro, come ho detto, il ragazzo assolutamente non contestava l'operato della commissione, non contestava il proprio percorso scolastico né quindi il consiglio di classe e quindi mi piacerebbe ascoltare nel dettaglio le sue argomentazioni. Non mentirò, nonostante nutrissi delle speranze che si potesse aprire un dialogo con le istituzioni, in qualche modo mi aspettavo che insomma, non ci fosse disponibilità al dialogo. Non pensava di alzare un polverone simile Gianmaria Favaretto, lo studente del liceo Fermi di Padova che si è rifiutato di sostenere la prova orale della maturità per protestare contro il sistema dei voti. La sua intenzione era quella di invitare i docenti ad una riflessione sul sistema di valutazione scolastico, ma la risposta del ministro dell'istruzione Valditara, che annuncia bocciature per gli studenti che boicottano l'esame, ha amareggiato il neodiplomato padovano. A parte il fatto che sono curioso dei criteri con cui si giudicherà se uno studente stia boicottando
l'esame in maniera volontaria o meno, credo che rispondere a una richiesta di dialogo con delle minacce sia diciamo insoddisfacente. Ovviamente il rischio bocciatura non riguarda Gianmaria, che come la liceale bellunese Maddalena Bianchi o quello trevigiano del liceo Canova ha superato la maturità con i punteggi delle prove scritte. La riforma annunciata da Valditara deve essere prima approvata, ma la reazione del ministro, che affronta a muso duro gli studenti che hanno rifiutato l'orale, ha sollevato ulteriori polemiche tra i ragazzi, con la presa di posizione della rete studenti medi del Veneto. Noi crediamo che la risposta del ministero non solo sia inaccettabile perché usa il linguaggio della repressione, della minaccia nei confronti degli studenti, ma sia anche insufficiente, perché il tema che è stato sollevato è che gli studenti non stanno bene all'interno delle mura scolastiche, che c'è la necessità sentita di cambiare sia il sistema dell'educazione in generale che quello di valutazione, che fino ad arrivare a quello della maturità in generale. E se la risposta del ministero, piuttosto che la ricerca di un dialogo, come noi in realtà lo stiamo ricercando da anni ormai col ministero, è una minaccia in più, e appunto la minaccia di addirittura arrivare a bocciare chi protesta all'interno delle mura scolastiche, è un linguaggio a cui noi non stiamo, che noi non possiamo accettare, e continueremo a chiedere questo confronto nonostante le porte vengano continuamente chiuse. Allora Elisabetta, noi abbiamo aperto questa trasmissione dicendo che bisogna dialogare con i ragazzi, mettersi in gioco. Adesso è un'altra cosa, però è sempre la storia di questi ragazzi, come stanno crescendo, cosa vogliono, cosa dicono. Il dialogo si interrompe perché la scuola ha certe regole e tu le devi rispettare. Ecco, da adesso in poi non sarà più tollerato questo atteggiamento. Come commenti? Cosa vuoi dire tu sia al ministro Valditara ma a questi ragazzi se li avessi di fronte? Prego Elisabetta. Ma io sono sempre per cercare ovviamente un dialogo e mollare da una parte, mollare dall'altra, venirsi incontro, e così facendo di solito si trova un accordo, perché non va bene troppo rigidità, perché non sono d'accordo per essere troppo rigide, le cose, ripeto, sono cambiate, non sono più i nostri tempi, perché se io mi giro e guardo i miei tempi funzionava così. Io avevo una commissione a fine anno che se il giorno che l'esame non andava bene o l'orale non andava bene, veniva valutato anche tutto quello che era stato successo durante l'anno. E io la trovo una cosa questa più corretta, perché può esserci l'emozione, può essere tante cose al momento degli esami. Perciò ribadiamo e supplichiamo soprattutto i ministri, che sono persone più adulte, di dialogare, di trovare un accordo. Quel giusto equilibrio che ci vuole in tutte le cose, perché non va mai bene troppo da una parte e troppo dall'altro. Questo è il mio pensiero. Senti Elisabetta, tu che appunto vivi con questi ragazzi con molte difficoltà, puoi dirci se molti di loro prima di arrivare da voi hanno lasciato la scuola? Assolutamente sì, e chi non l'ha lasciata è come non ci andasse, perché praticamente ovviamente ci sono state attribuite dopo delle sospensioni, però hanno magari non abbandonata definitivamente, però frequentato pochissimo, perso l'anno scolastico, chi l'ha perso 2 o 3 volte, poi alla fine insomma tanti si sono anche ritirati, però è uno dei primi segnali di insofferenza. Il segnale di non dar più quei risultati che magari c'erano prima, perché non tutti sono secchioni, però un ragazzo che ha sempre seguito, capisci, ho fatto un percorso nella normalità con voti di sufficienza, che tutto ad un tratto comincia, capisci, a non voler più andare a scuola, a non avere risultati. Sempre qui bisogna che assolutamente la famiglia cominci a capire cosa sta succedendo, perché diamo sempre colpa all'adolescenza, momento difficile, però andiamo anche a vedere se c'è dell'altro. Adesso ci sono sistemi che possiamo anche vedere se sti ragazzi hanno usato alcol, se usano droghe sintetiche, se drogano, cioè, in farmacia vendono i test, ci vuole poco, non è che... Senti Elisabetta, ma secondo te bisognerebbe fare più squadra, più integrazione
tra famiglia, scuola e comunità, se c'è il problema, iniziare a scambiarsi di più, ecco, questi problemi che nascono all'interno delle classi, della scuola, che gli insegnanti vedono, perché è impossibile non vedere, li vediamo noi questi ragazzi quando escono dalla scuola, che io delle volte mi domando, ma gli insegnanti, i professori hanno visto sta ragazza e sto ragazzo in che condizioni sono? Cioè non è che tutto sommato questi ragazzi non abbiano proprio tutti i torti di dire magari a loro modo vogliamo una scuola diversa, vogliamo un cambiamento diverso nella scuola, e alla fine è più dialogo, perché forse col dialogo riesci ad arrivare più vicino a questi ragazzi, magari fargli tornare la voglia anche di studiare, di mettersi in gioco, però se si interrompe il dialogo dove andiamo? Prego Elisabetta. Allora, Mirella, sai che io sono diretta, allora io ho più dialogo, riesco a catturare l'attenzione dei ragazzi, perché proprio li avvolgo, capisci, li ascolto, non li giudico soprattutto, perché la prima cosa che io dico, io non sono qua per giudicarvi o per mettervi la pistola alla gola o imporvi di fare qualcosa, parliamone, li faccio parlare con i ragazzi che avete visto nel video prima, che stanno bene, che hanno attraversato anche loro prima di loro. Questo è il nostro sistema, capisci, di coinvolgere, ma le famiglie, credimi, sono anni che con la scuola, che anche con i comuni a volte abbiamo cercato di fare, di aggregare, capisci, unire le forze, ma credimi, è la vergogna, come dicevi prima, è che il suo problema magari non si presenta quasi nessuno. Allora, l'unica cosa che noi possiamo fare è quella che con l'aiuto di San Patrignano facciamo prevenzione nelle scuole. Allora, ma la prevenzione nelle scuole la fanno i ragazzi, quelli appunto che avete visto nei video, vengono a parlare i ragazzi, le portano loro, ma sempre con loro e finisce lì. Ma non basta, perché anche la scuola, credimi, abbiamo fatto veramente delle serate importanti invitando genitori, ma anche lì poca presenza, indifferenza, magari dopo qualche anno sono arrivati da noi disperati, però non lo so, probabilmente credo anche la vergogna di metterci la faccia, non è da tutti, però questo ci vorrebbe, per me manca proprio questo, imporre, capisci, un percorso educativo di formazione, soprattutto con persone come noi, che abbiamo ormai un'esperienza alle spalle proprio vissuta, ma vissuta, non perché abbiamo una laurea o studiato nei libri, ma proprio ce la siamo vissuta nella nostra pelle, e credo che questo sarebbe fondamentale, ma lo dico da anni e siamo ancora qua che ne parliamo, cara Pirella. Allora, come ci saluti Elisabetta Rizzetto, ti ringrazio di essere stata ospite con noi per far capire anche a casa che qualcosa si può fare, certo bisogna mettersi in gioco, non è facile, ecco, costa tanto sacrificio, ecco, c'è un'asticella che tu devi superare, un'asticella che è diventata altissima, non è facile, però bisogna farlo se vuoi il bene di questi ragazzi. Come ci saluti Elisabetta? Beh, io vi saluto innanzitutto ringraziando tutti, perché mai come in questo periodo mi siete stati tutti tanto vicini e credetemi che ci vuole anche questo, c'è bisogno anche di questo. E spero di essere utile anche in futuro, sai che io vorrei anche che venisse qualche famiglia nostra, non solo io, perché è bello vi porterò qualche testimonianza anche di qualche mamma, di qualche papà, che possa dare aiuto a qualche altra famiglia, e che augurarvici di stringerci tutti in un unico grande abbraccio. Grazie Mirella. Grazie a te cara Elisabetta Rizzetto, veramente grazie di essere stata qui con noi, però l'ultima domanda voglio fartela. Come vedi tuo figlio nell'immaginario quando te lo abbracci? Qual è il volto del tuo figlio che vedi, Elisabetta? Sereno, finalmente, in pace. Ti ringrazio, veramente grazie per averlo detto. Grazie Elisabetta cara, un abbraccio grande, sai. Ciao, ciao e grazie veramente. Pubblicità. Grazie.
presento due graditissimi ospiti, abbiamo in presenza il professor Andrea Marion, giusto? Buongiorno, buongiorno, grazie, veramente grazie. E saluto anche Eddie Boschetti, presidente WWF di Rovigo. Buongiorno Presidente, piacere veramente di averla ospite, tutto bene? Tutto bene, grazie. Allora io partirei proprio col video che ha mandato il Presidente Boschetti, l'importanza della biodiversità, tanto è vero che si chiama Coltiviamo la biodiversità, poi ne parliamo con i miei ospiti. Io vorrei parlare questa mattina proprio con i miei ospiti dell'importanza invece della biodiversità, perché sentiamo questa parola poco, a mio avviso molto poco, ma lo fanno apposta, perché sanno, molti sanno, non tutti, magari in certe poltrone sono sedute persone che non meriterebbero di stare sedute là per capire veramente l'importanza di scienziati, di ricercatori che dicono che alla biodiversità, ma qualcuno non ascolta. Allora partirei proprio da lei, Presidente Boschetti. Quanto importante è la biodiversità? Beh, non è importante, è indispensabile, cioè rappresenta di fatto la nostra casa comune, comunque noi la pensiamo, dal punto di vista politico, dal punto di vista religioso, dal punto di vista ormai il mondo ormai si è reso consapevole di quanto un rapporto con l'ambiente in cui viviamo si integra con tutte le problematiche del nostro vivere quotidiano, dall'economia ai grandi conflitti che abbiamo nel mondo, fino ad arrivare a quelli che sono i beni essenziali che consentono la vita sulla Terra, compresa la nostra. Pensiamo all'ossigeno che respiriamo, pensiamo al cibo di cui ci nutriamo, pensiamo a qualsiasi cosa che contribuisca a mantenere in asse l'ambiente in cui viviamo. L'ecosistema e la biodiversità è l'insieme di tutti gli organismi viventi che sono nel nostro pianeta. Non è che le andiamo a trovare nella foresta, solo nella foresta amazzonica o nella profondità dei nostri mari o in ambienti naturali, paradisi naturali, nei parchi o nelle oasi. La biodiversità è tutto quello che ci circonda, può essere più povera, può essere più ricca a seconda di come noi ci rapportiamo con il mondo in cui viviamo. Quindi è fondamentale, è indispensabile per garantire la sopravvivenza su questo pianeta. Sentiamo anche il professor Andrea Marion cosa ne pensa, una parola che poi sentiremo quando abbiamo anche girato SOS Territorio, che è stata molto discussa, l'importanza, come dice Boschetti, assolutamente indispensabile. Prego, professor Marion. Ma parlando di biodiversità mi piace introdurre un concetto secco che ho raccolto in un documentario scientifico, ricordo qualche anno fa, prodotto da un collega del CNR, che definisce la biodiversità con una
con 2 parole, il sistema immunitario della natura. In effetti è una definizione che mi piace molto perché la biodiversità è quell'insieme di elementi che permettono poi quel fenomeno così ormai entrato nella discussione a diversi livelli, ma che nasce, che parte dall'ecologia, che è il concetto di resilienza. Il concetto di resilienza parte dal mondo ecologico, prima ancora che tutti noi lo usassimo in diversi contesti, compreso quello economico, eccetera, e ha a che fare con col fatto che la natura attraverso la propria biodiversità riesca a sopportare situazioni di dissesto, situazioni di sbilanciamento momentaneo, più o meno momentaneo. Mi piace molto questa definizione che credo dia anche al pubblico più generale un punto di vista immediato sull'importanza di questo tema. Aggiungerei che io sono ingegnere idraulico e vengo dalla cultura dell'ingegneria che spesso, anzi per tutto il Novecento, lo dico tutte le volte che posso, ha sofferto del fatto di non associarsi alle altre discipline, cosa che invece diciamo negli ultimi decenni col nuovo secolo è diventata indispensabile. Sostanzialmente noi nel secolo scorso facevamo gli ingegneri per proteggere il territorio dall'acqua intesa come tale, adesso ci occupiamo dell'acqua non solo per difendere il territorio ma anche guardando all'acqua per tutte le altre funzioni che ha, che sono molto spesso associate alla biodiversità, perché tutte le cose associate alla questione ambientale, compresa l'azione sul disinquinamento. Ricordiamo che i fluidi, l'acqua in particolare, è un vettore anche degli inquinanti che ci preoccupano. Pensiamo al caso dei PFAS, che vengono trasportati dall'acqua nelle sue diverse forme, acque superficiali, acque sotterranee. Quindi l'argomento si amplia, diventa molto complesso e per noi ingegneri idraulici è diventato necessario diventare un po' ingegneri ambientali e in questo fare un'operazione culturale assolutamente nuova che ci tiene estremamente impegnati in questi anni. Professor Marion, cosa ne pensa di questi fiumi che all'improvviso si alzano in pochissimi minuti proprio, di queste montagne che franano e di questi interventi con colate di cemento, terza, quarta corsia, pista da bob, una cortina illuminata al massimo, questa pista che ha bisogno di tanta acqua e tutti dicono che non c'è acqua, che manca l'acqua. Come vede lei la situazione, professore? Io vedo che lei vuole stuzzicare il cittadino piuttosto che il professore universitario. In questo senso cercherò di fare lo slalom tra le diverse cose che lei mi sta chiedendo. Allora, quando parliamo di corsi d'acqua, è evidente che i corsi d'acqua hanno una risposta che è dettata non da noi, ma dal sistema, sostanzialmente dalla forma e delle caratteristiche del bacino. E una cosa che non è nota a tutti è che i bacini piccoli sono molto più pericolosi per noi, per la salvezza e per la salvaguardia della vita umana in particolare, di quelli molto grandi. Faccio l'esempio vicino a noi, tragicamente vicino a noi, di ormai oltre 10 anni fa, di quello che è accaduto a Refrontolo. A Refrontolo noi abbiamo perso 4 vite umane per una serie di circostanze sulle quali adesso non mi dilungo, che sono ancora oggetto, credo, di vicende legali, ma in quel caso il fatto che il Lierza è un torrente molto piccolo e che risponde molto velocemente non diede il tempo, come accade tipicamente in questi casi, non diede il tempo alle persone, ai segnali della piena in arrivo, di trovare una risposta nelle persone. Ecco che anche l'allerta in quei casi lì fa fatica a diventare operativa perché i tempi di risposta sono dell'ordine dell'ora e si riesce a fare molto poco. Paradossalmente i grandi fiumi sono meno pericolosi dei piccoli torrenti in questo senso. È una cosa che non... Sono pericolosi nel senso che il danno che può venire da un grande fiume è estremamente esteso, può riguardare migliaia di persone piuttosto che poche persone. Ma per quel che riguarda la pericolosità specifica, i tempi di risposta e la capacità di reagire, diventano molto pericolose le situazioni locali. E in questo senso Refrontolo è stato un caso da libri di scuola, cioè noi non abbiamo ancora usato il caso, la vicenda di Refrontolo, che io ho seguito anche in veste di perito, per tutta la sua portata.
Su questo però ci vorrebbe abbastanza tempo e faccio fatica a... Un po' alla volta, un po' alla volta ci arriveremo anche a capire cosa è successo e la manutenzione che dovrebbe essere fatta, che i cittadini che non sanno ma hanno buon senso e dicono guardate che bisognerebbe pulire, bisognerebbe togliere tutti questi consorzi, tutti fanno il massimo, poi vediamo quando ci sono le siccità cosa vediamo e cosa troviamo. Vladimiro da Rovigo, vai Vladimiro. Ciao, buongiorno a tutti gli ospiti. Volevo fare una domanda a entrambi gli ospiti perché vedo che ha entrambi un modo di affrontare l'argomento, un modo scientifico, un approccio scientifico, no? Una domanda che sempre butta lì, invece in realtà penso che specialmente in questi giorni qua è una sua importanza, cioè biodiversità è tutta la vita, tutta quella che esiste sulla Terra, probabilmente quella che esiste anche nel resto dell'universo, no? Questa qua è la mia domanda. Secondo loro la vita è una cosa che sta creata, come che alcuni dicono, da un ente supremo, dal Signore per dire, o è una cosa che fa parte intrinsecamente dell'universo, cioè più o meno casualmente, ma per come che è fatto l'universo, si arriva comunque la vita nell'universo. Cioè è due cose diverse tra loro. Vorrei sapere da loro come chi pensa su questo argomento qua, cioè se la vita è stata creata da un ente supremo, dal Signore, o se è una cosa spontanea nell'universo che si forma in quanto l'universo è fatto in questa maniera, da che ne consegue tante cose, dando una risposta o dandone un'altra. Grazie Mirella, buongiorno, ciao. Grazie Vladimiro. Professor Marion? Ma qui veramente gioco fuori casa, perché la domanda è talmente importante che va a toccare aspetti che ovviamente esulano dalla scienza. In realtà il nostro ascoltatore chiede a noi di dare una risposta scientifica su un tema che esula da quelle che sono le nostre attività scientifiche, e su questo credo che la risposta che potrei dare io valga quanto la risposta che può dare qualunque nostro telespettatore. Sentiamo anche il Presidente Boschetti, prego Presidente. Purtroppo non sento, non riesco più a sentire il vostro, non sento né voi dallo studio. Di Gesù, di natura, di Chiesa, la natura quando è nata, come è nata, chi l'ha creata, Gesù o cosa? Cosa ne pensa lei, Presidente Boschetti, a questa telefonata che dice ma spiegatemi allora cos'è la natura e come è nata la natura? Guardi, questa è una domanda, è una domanda universale, ce lo chiediamo da quando siamo comparsi sulla Terra, da dove veniamo, chi siamo, sono i grandi interrogativi dell'uomo. Se fossi in grado di dare questa risposta, penso che sarei forse la persona più potente al mondo, probabilmente sarei anche immortale. Quindi non sono in grado di poter dare questa risposta. Io sono una persona che ha una formazione tecnica, è già tanto se riesco a capire quello che vedono i miei occhi e quello che riesco a interpretare del mondo presente che cerco di capire, che cerco di, in qualche modo, con cui cerco di interagire nel miglior modo mi sia possibile. Non sono in grado di dare queste spiegazioni. Perfetto. Sicuramente ci sono delle spiegazioni scientifiche che ci possono fare arrivare alle modalità con cui si è sviluppata la vita sulla Terra. Ci sono stati, studiosi ben più importanti di me che hanno dimostrato attraverso la teoria dell'evoluzione, ma prima ancora la storia, la nascita dei pianeti e delle costellazioni, che ci fanno capire che è nato tutto, è partito tutto da questo Big Bang, no? Che ha portato alla formazione dei pianeti. E un pianeta, sicuramente uno, e forse chissà quanti altri nell'universo, hanno visto comparire la vita.
attraverso dei meccanismi biochimici che sono abbastanza noti. Su chi abbia avuto questa idea, se c'è stato un qualcosa che ha voluto tutto questo, e questo è l'interrogativo che ci poniamo da sempre. Chi crede sa che c'è qualcosa di astratto che ha voluto tutto questo. Chi invece ha una mente più razionale pensa che le cose accadono perché accadono, punto e basta. Quindi non è che ci sia una spiegazione. Più che una spiegazione noi dovremmo cercare di capire quello che accade, che non è dare spiegazioni, ma cercare di che è un po' quello che la scienza cerca di fare da sempre, non fornire delle risposte ma porsi delle domande e cercare di porre la barra a dritta su tutte le questioni che vedono delle problematiche che vanno affrontate. Perfetto, Boschetti, Questo devo è andare avanti, se no non ce la faccio. Abbiamo Leone da Trebasene, che se no mi cade la linea. Vai Leone. Ciao Mirella, grazie, saluto tutti gli ospiti, ti ringrazio per aver portato questi due studiosi, Mirella. Allora, io ho la mia tesi che i ghiacciai si stanno alzando, sciogliendo, e i mari si stanno alzando. Allora, come facciamo a tenere sotto controllo il livello dei mari? Allora, la mia tesi è toglierla l'acqua dai mari. Cioè, non dobbiamo togliere un oceano di acqua, dobbiamo togliere l'acqua che i ghiacciai sciolgono ogni giorno. Allora, cosa facciamo? Intanto riempiamo il Mar Morto, riempiamo la depressione carsica, portiamo acqua a quel miliardo di persone che non hanno acqua da bere. Si dissala l'acqua del mare, sono 200 anni che dissaliamo l'acqua del mare, con le energie rinnovabili non ci costa più tanto e si può tenere sotto controllo il livello dei mari invece di diventare matti e di strapparsi i capelli. Poi per la biodiversità, io sono agricoltore, allora io pianto il mais che mi produce di più. Quello che produce arance, pianta le arance che produce di più. Quello che pianta datteri, pianta i datteri che producono di più. Così cosa si finisce? Si finisce che abbiamo una sola qualità di mais perché quella qualità lì produce di più. Abbiamo una qualità di arance perché quelle sono quelle che vengono più belle, più grosse, quelle che al mercato vanno vendute di più. Il problema di mantenere la biodiversità è questo, che l'agricoltore produce quello che, coltiva quello che gli produce di più. Questo è il problema. Ciao Milena, grazie. Grazie a te Leone, prego professor Marion. Allora vorrei correggere un po' il punto di vista del telespettatore. È vero che è lo scioglimento dei ghiacci a produrre tendenzialmente l'innalzamento dei mari, ma non dei ghiacciai nostri che sono dal punto di vista quantitativo ininfluenti. Ciò che produce l'innalzamento dei mari in prospettiva è lo scioglimento del ghiaccio, soprattutto nelle regioni polari, e nemmeno di tutto il ghiaccio polare, perché per esempio il ghiaccio del Polo Nord, che galleggia come molti sapranno, tendenzialmente quando noi sciogliamo un cubetto di ghiaccio nell'acqua non alziamo il livello dell'acqua. Questo lo si può dimostrare facilmente da un piccolo calcolo che insomma anche gli studenti sanno fare. Ciò che produce l'innalzamento dei mari in prospettiva è lo scioglimento e la riduzione dei ghiacciai sulla placca terrestre, quelli che poggiano sul terreno, e parliamo soprattutto dell'Antartide. L'Antartide, forse non molti sanno, che è totalmente ricoperta da una coltre di ghiaccio che si innalza per migliaia di metri, siamo sopra i 2000 metri, quindi immaginate la dimensione di un continente riempito di ghiaccio per più di 2 chilometri in altezza. Ecco, e la Groenlandia, la parte superiore del Canada, della Siberia, quindi tutto quel ghiaccio appoggiato sulla placca terrestre, sciogliendosi e confluendo nel mare, può contribuire, anzi è previsto contribuisca in modo drammatico alla almeno negli scenari che si vanno prospettando, ai quali io credo, perché ormai è evidente che l'effetto dei cambiamenti climatici. Io ho avuto la fortuna di andare anche alle Svalbard, laddove su una stazione scientifica
polacca, ospite dell'Accademia delle Scienze di Polonia, e devo dire che lì si misura in maniera evidente quello che sta avvenendo velocemente a livello planetario, e cioè un innalzamento graduale della temperatura che ai poli viene esaltato perché gli effetti sono enormemente magnificati, cioè accresciuti dal fatto che lì si vede l'arretramento proprio della linea a cui arriva il ghiacciaio da un anno all'altro, e viene misurata proprio per questo in quelle zone in cui la cosa è molto più visibile che da noi. Da noi il cambiamento climatico si vede in altri modi. E su questo lo vediamo tutti, lo vediamo dal cambiamento completo della statistica degli eventi estremi, sia nella piovosità estrema sia nella siccità estrema. È un qualcosa che stiamo affrontando tutti, ce ne rendiamo conto, stiamo tropicalizzando le aree come la nostra, e questo perché? Perché i fluidi, e quando parlo di fluidi parlo della mia materia, quella che insegno all'università, e quindi aria e acqua, si presentano a noi in modo estremamente complesso. Uno dei motivi per cui noi abbiamo dei problemi ancora a capire e a prevedere soprattutto, perché noi scienziati siamo bravissimi a spiegare, è molto più facile spiegare che prevedere. Prevedere gli eventi e le tendenze è molto difficile perché i fluidi si comportano in modo non lineare. Ora, la non linearità è un concetto che ha una sua parte matematica sulla quale ovviamente vi faccio, non mi dilungo qui, ma la non linearità è un concetto che passa immediatamente anche nella comprensione di tutti, perché è un comportamento che non rispetta la proporzione dell'azione sulle conseguenze. Sostanzialmente noi notiamo che la natura, laddove per esempio la pioggia avviene, noi abbiamo che la stessa pioggia semplicemente aumentata di un gradino rispetto a quello che vediamo di solito attiva dei meccanismi che sono catastrofici, per esempio le frane. Ma la stessa temperatura dei mari tende a generare uragani, cosa che accadeva solo nei Caraibi e che ora si sta trasferendo anche sul Mediterraneo. Sono quei fenomeni cosiddetti a soglia che si attivano solo da un certo livello in poi, per cui noi non ci accorgiamo che stanno per accadere, ma non appena superiamo quella soglia fisica, e sta accadendo sempre di più, immediatamente scateniamo le forze della natura. È per questo che facciamo fatica a prevederla, perché è estremamente complessa anche la spiegazione fisica, matematica e modellistica che noi riusciamo a dare di questi fenomeni. Allora, andiamo a sentire anche cosa ha detto la dottoressa Katia Zanatta proprio per quanto riguarda la biodiversità, i bacini di laminazione, sono persone competenti. Andiamo a vedere la prima parte. Bene, questa è un po' la prima che ho scelto. Vediamo la Stipa Eriocaulis al calare del sole, restituisce dei riflessi veramente unici. E questa è la bellezza e direi anche la profondità delle Grave di Ciano. Sottotitolo: senza la biodiversità l'uomo non sarebbe in questa terra. E questo è l'invito che vi faccio a seguire appunto questa presentazione. Questo è tratto da un libro recentemente uscito, Le arche della biodiversità, scritto da Alessandro Chiarucci, docente ordinario dell'Università di Bologna. Spesso negli argomenti politici degli ultimi anni, specie in quelli che riguardano questioni etiche, la parola vita viene associata soltanto alla vita umana, come se questa fosse una proprietà intrinseca, specifica degli esseri umani. Si tratta ovviamente di un'impostazione culturale molto limitata ed esclusivamente antropocentrica, che non considera quanto in realtà la vita presente sulla Terra sia infinitamente più ricca e diversificata al di là di quella umana. Per fortuna, e questo succede oggi, di fronte a questi concetti riduttivi sta maturando una nuova, in una significativa fetta di popolazione, la consapevolezza che la vita umana è parte di qualcosa di molto più grande, costituito dalla varietà di forme di vita che popolano il pianeta, e questo sta portando anche allo sviluppo di una visione etica per la vita in generale, molto meno antropocentrica e più ecocentrica. Andiamo avanti. Questa visione non è facile, perché io mi rendo conto che ciò che si sente è sempre la vita dell'uomo al centro di tutto,
E però se noi ci pensiamo, perché siamo appunto abituati ad avere un ambiente abbastanza limitato sia nello spazio che nel tempo, che è la nostra comunità, per esempio, la nostra comunità di persone. Parlare di biodiversità implica spostare un'attenzione in un tempo molto lungo e anche nello spazio. La biodiversità è stata definita dalla Convenzione sulla diversità biologica come la variabilità tra gli organismi viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi terrestri, marini ed acquatici e i complessi ecologici di cui esse fanno parte. Se ci pensiamo, questa definizione onnicomprensiva è una definizione che implica accettare o entrare in quello che è una dimensione della complessità. E questo è difficile. Comprendere e parlare in termini di biodiversità e spostare l'attenzione da un approccio antropocentrico verso un approccio ecocentrico è molto difficile, perché ci costringe a pensare in termini di complessità. E complessità che praticamente è la biodiversità. Prima di questa definizione, che è stata coniata da Wilson, un certo Odum, già nel 1971, aveva definito gli ecosistemi come i molteplici fili della natura, i fili invisibili della natura. Sono fili che noi non vediamo. Quando entriamo in un bosco non ci accorgiamo di tutte le relazioni che praticamente caratterizzano tutte le specie tra di esse e con l'ambiente abiotico. C'è tutta una serie di relazioni, di complessità che a noi sguardo umano sfugge. E però queste relazioni sono estremamente importanti. Abbiamo Mara da Rovigo in linea, prego Mara. Buongiorno, io da tempo sono ecologica al massimo, ho capito che con le guerre che sono qua in Europa per di più, ecco, sono qua da tempo, sono ecologica. Tranquillamente, non ascoltare la televisione, vai Mara. Va bene, e quindi di conseguenza le guerre che ci sono attorno, tutto sto sparare, tutti questi droni che mandano su, sono tutto calore, che a sua volta si ripercuote perché vanno nel cielo, nelle nuvole, che riportano giù il riscaldamento e quindi tutto quanto, acquazzoni, di tutto di più, perché nelle città c'è anche più cemento e quindi di conseguenza là arriva ancora più disastri. Io abito in campagna, qua per esempio c'è più siccità qua a Rovigo che nei altri posti, ma quando vengono gli acquazzoni in città è un disastro. Grazie Mara della telefonata. Presidente Boschetti, abbiamo sentito la telefonata ma abbiamo sentito anche il servizio della dottoressa Katia Zanatta. Ecco, come commenta? Prego Presidente. Guardi, è una risposta che può andare bene anche per il precedente signore che si era collegato. Di fatto quando noi parliamo di biodiversità non possiamo non integrare la biodiversità ambientale, insieme di organismi viventi sul nostro pianeta, con la biodiversità umana. Il professore in studio mi darà anche conferma del fatto che per molti anni, diciamo, l'obiettivo umano dal punto di vista anche della produttività, della sua capacità di occupare il suolo terrestre era legata all'esclusione. L'agricoltura è esclusione di tutto quello che non è utile all'uomo e massimizzazione del prodotto, addirittura andando ad escludere anche le stesse varietà meno produttive. Cioè è stato per decenni, soprattutto negli ultimi 200 anni, da quando esiste la rivoluzione industriale, le attività produttive hanno puntato fino a poco tempo fa esclusivamente all'esclusione, cioè non erano processi inclusivi. Anche il governo delle acque era un processo esclusivo, escludeva la natura dal concetto di gestione dell'ambiente, per cui la canalizzazione delle acque, la gestione dei bacini era più di natura ingegneristica che di natura olistica, che fosse in grado di poter contenere, perché non si dava il giusto apporto, la giusta funzione a quello che invece l'assetto
ambientale del territorio. Quindi noi dobbiamo tornare a fare un processo non di regressione con quelli che sono gli strumenti della modernità, trovare la giusta, diciamo, mix fra quelli che sono le funzioni ecologiche e quelli che sono le conoscenze tecniche che abbiamo acquisito in questi anni. Una bella sintesi, secondo me, è data da commentare, Presidente, si fermi, facciamo commentare anche il professor Marion su quello che abbiamo sentito, prego. È un tema assolutamente centrale. È evidente come la mia categoria, io sono ingegnere civile idraulico, sia stata investita nel secolo scorso, soprattutto nel secolo scorso, laddove il mondo è andato ad usare l'acqua soprattutto per produrre energia, oltre che per irrigare, quindi per funzioni economiche, non c'è dubbio che il nostro ruolo, il ruolo che ci è stato chiesto e che ci è stato dato dalla politica all'ingegneria idraulica, era quello di salvatori un po' della patria e di generatori come dire, di prodotto di benessere di attività economica. Tutto questo sta cambiando perché abbiamo capito, e la società stessa lo ha capito, la classe politica lo capisce, soprattutto laddove la classe politica rappresenta gli interessi anche locali, cioè quelli diretti dei cittadini. Tanto più ci si allontana, tanto più si nega il rapporto con la natura. Se notiamo, sono i grandi leader internazionali a essere più negazionisti dei sindaci locali, che invece non sono negazionisti per nulla sulle questioni ambientali, anzi le portano in primo piano perché sanno quanto importante esse siano per i loro cittadini. Ebbene, noi abbiamo visto trasformarci il nostro lavoro da salvatori della patria, questo ruolo quasi messianico che abbiamo avuto, soprattutto dopo le grandi catastrofi come il Vajont, o anche laddove nel Novecento si sono costruiti serbatoi, si è prodotta energia, soprattutto dall'acqua, è tutto andato cambiando. E vi dico anche di più, c'è stata perfino della schizofrenia registrata in Europa, per il fatto che io sono testimone, per gli studi che ho fatto in diverse parti d'Europa da giovane, del fatto che in molte parti d'Europa si è andati a piegare l'ambiente alle questioni economiche, raddrizzando fiumi, costruendo alvei, sistemando fiumi ai fini della navigazione, dell'attività industriale, per poi riconoscere nello stretto giro di una generazione, in 20 anni, che si era sbagliato. E le stesse nazioni che hanno investito patrimoni ingentissimi sull'antropizzazione del fiume a fini economici sono andate poi rivedendo il proprio approccio, e io sono stato proprio testimone, anche un po' protagonista con i colleghi un po' di tutta Europa, di questa fase di inizio secolo, 20 anni fa, laddove tutta l'Europa riparlava di rinaturalizzazione. E in tutta Europa si è andati a distruggere ciò che si era fatto una generazione prima. Quindi in questo senso parlo di schizofrenia, perché laddove si fa qualcosa e lo si va poi a distruggere riconoscendo di aver sbagliato, perché si recupera la necessità della dimensione appunto della biodiversità e l'importanza per la vita degli uomini, anche per la qualità, per la salute della vita e tante altre cose, avvengono questi fenomeni paradossali, sprechi giganteschi di risorse. Parlo di tutta Europa, in questo senso l'Italia non è il peggior caso, anzi almeno qualche volta non siamo no, devo dire che c'è chi ha fatto molto peggio di noi, però è una lettura straordinariamente interessante, straordinariamente importante e che va raccontata, perché gli uomini spesso, come dire, presi da qualche proprio demone, tendono a prendere decisioni sbagliate a cui pongono rimedio poi con enorme difficoltà. Teniamo presente che la rinaturalizzazione non è mai un fenomeno immediato. Quando io distruggo un ambiente naturale, poi posso cercare di mettere l'ambiente naturale nelle condizioni di riprendersi, ma ci vorranno secoli, decenni se non secoli, prima di riprodurre le condizioni iniziali, e questo lo sa bene il nostro amico, il nostro collega del WWF. Siete Quindi d'accordo? su questo ci sarebbe moltissimo da dire, è un tema straordinariamente moderno. E noi ne parliamo. Abbiamo Giulia da Venezia in linea. Ciao cara Giulia. Mirella, ciao, buongiorno a tutti e ai tuoi cari ospiti che hai là, che condivido tutto quello che dicono. Mi hai sentita, sì, Mirella? Sì, bene. No, adesso. Senti Mirella, devo dirti prima questa cosa.
dall'ultima volta che ho chiamato io non sono più riuscita a vedere la trasmissione, Rete Veneta, niente. Ma non siamo perché, noi, Mirella, purtroppo ci sono dei problemi su tutte. Non in esecuzione, e se no si sentiva tutto male. Ero disperata perché sai che io ascoltavo sempre la tua trasmissione. Lo sappiamo, sono stati dei problemi, ma non solo da noi, Giulia. C'è stata qualche rottura, Mirella? No, non sono solo problemi nostri, sono problemi di tutte quante le emittenti, purtroppo, che abbiamo sentito. Ci sono questi problemi che si spera si rimedierà, ma non è colpa nostra se non riesci a vedere la trasmissione. Vuoi dire qualcos'altro, Giulia? Basilica del Santo ho acceso ieri sera. Mirella? Sì? Mi stai sentendo? Sì. Vedo con una grande gioia il padre della Basilica del Santo, che mi andava bene che mai, e sono stata contenta. E stamattina accendo e ti vedo bella, bene, tutta bella, e dico mamma mia, comunque sono contenta. Per quanto che riguarda i tuoi ospiti là, Mirella, volevo dire che ho condiviso tutto quello che dicono, perché distruggere si farà presto, ma è perché ci vogliono centinaia di anni, perché dopo ritorni come prima anche quel bosco lì a Cortina, tutti quegli alberi che hanno tirato via. Ecco, io sono una grande ecologista, Mirella, perché se vedo una cartina in giro anche nei campi che magari il vento la porta, la tiro su, la porto a casa, la metto nel bidone. E poi contemplo la natura, Mirella, perché io vado in giardino, parlo con le piante, perché Mirella, guarda, si pianta una piantina anche nell'orto e poi vediamo quello che viene fuori. La meraviglia, grazie Giulia, devo andare avanti, se no non ce la faccio, ho tanti video da far vedere e anche da commentare insieme ai miei illustri ospiti. Ringrazio della telefonata, portate pazienza, io sono sempre qua comunque, e poi commenteremo. Andiamo a vedere la seconda parte della dottoressa Katia Zanatta. Perché la biodiversità ci serve sostanzialmente. Allora, molto spesso ricevo la parola: ma a cosa serve la biodiversità? Tutta quella bellezza che abbiamo visto nelle immagini precedenti, a cosa ci serve? Solo per avere uno sguardo verso la bellezza, per avere appunto il piacere di vedere tanta bellezza? No, non solo. Io porrei di nuovo come l'invito a spostare la nostra visione da una visione antropocentrica verso una visione ecocentrica. Porrei la questione etica, perché ci stiamo dimenticando di pensare anche in termini di valori etici. A che cosa serve la biodiversità? Bene, Luigi Boitani, che è un altro professore ordinario della Sapienza Università di Roma, ci dice tranquillamente, serenamente, per il semplice motivo etico che riconosce a tutte le specie lo stesso diritto di esistenza che pretendiamo dall'uomo. Non sono parole vane. Se noi rispettiamo la vita, la biodiversità è la vita, a prescindere dal fatto che noi possiamo o meno pensare ad un Dio creatore e quindi scendere anche in una dimensione, diciamo, cristiana religiosa, non cristiana comunque religiosa, spostiamoci da questo e immaginiamo che comunque in questo piccolo pianeta, perché è molto piccolo rispetto all'universo, prenderci cura del pianeta Terra significa prenderci cura di tutti gli esseri viventi che vivono in questa Terra, non perché ci fanno pena se vengono soppressi o che cosa, ma perché servono o comunque esistono per il solo motivo, semplice motivo che esistono. Se non ci sta bene questo motivo prettamente etico, possiamo cercare un secondo motivo molto più sostanziale, molto più concreto, che forse a noi interessa di più, che sono i servizi ecosistemici. Noi ci dimentichiamo che la biodiversità è alla base dei servizi ecosistemici. Ovvero sia quei servizi che consentono la vita dell'uomo. Uno tra tutti, comunque porrei appunto l'attenzione a questo schema: la famiglia che sta in alto, ma la biodiversità che genera che cosa?
che garantisce il funzionamento degli ecosistemi. Il funzionamento degli ecosistemi garantiscono i servizi ecosistemici che vanno direttamente a supportare la vita di tutte le persone. Ma oggigiorno, noi parliamo di cambiamento climatico, oggigiorno abbiamo sulla nostra pelle appunto cosa significa cambiamento climatico, l'abbiamo capito finalmente, anche se era dal 1992 che comunque la comunità scientifica ne parlava, puntualmente ignorata. Ma attenzione che accanto al cambiamento climatico esiste un'altra crisi, che è la crisi della biodiversità, che va di pari passo ed è assolutamente speculare alla crisi climatica. E forse l'entità di questo non ce ne accorgiamo perché effettivamente siamo disabituati a vedere la biodiversità o a coglierla o a comprenderla, proprio per quel fatto che appunto ci costringe ad avere questo sguardo ecocentrico e non più tanto antropocentrico. Noi stiamo modificando tutti questi equilibri, stiamo spostando letteralmente gli equilibri planetari. Il global change mi va che cosa? Mi va ad implica degli impatti sul funzionamento degli ecosistemi, che come un cane che si morde la coda mi andrà a ridurre quelli che sono i servizi ecosistemici. Le Gravi di Ciano cosa c'entra in tutto questo? Allora, professor Marion, lei era presente con la dottoressa Katia Zanatta e condividete anche adesso che sento quello che si sta dicendo anche col presidente Boschetti, ma c'è qualcuno che non ascolta, che non vuole sentire e noi ci domandiamo perché. Perché sono chiare le parole, sono studiosi. Io apprezzavo col professor Marion la passione con la quale la dottoressa Zanatta fa il suo lavoro, è un'appassionata, ci crede, studia, si informa, verifica. Però poi bisogna vedere chi ascolta questi segnali molto importanti che state dando e state dicendo da anni. Prego, professor Marion. Sì, ci sono degli aspetti paradossali nel rapporto anche a volte tra la politica e la scienza e la tecnica. E su questo racconto appunto la vicenda che riguarda le Grave di Ciano. Un anno fa la cattedra UNESCO di Ca' Foscari ha organizzato un convegno al quale abbiamo partecipato in una decina di docenti universitari del Veneto, c'erano 3 o 4 università e diversi dipartimenti presenti. E il tema era proprio la questione delle Grave di Ciano, che diventa importante non solo dal punto di vista idraulico, per come è stata sempre trattata, cioè la mia materia è stata quella che ha visto, che è stato l'argomento che è stato sviscerato negli anni riguardo alla possibilità di fare un bacino di laminazione proprio alle Grave di Ciano. Ma finalmente il tema è diventato oggetto di un approccio interdisciplinare nella quale erano presenti gli esponenti come me delle scienze della terra, esponenti delle scienze della vita, quindi biologi ed ecologi, ma anche esponenti delle scienze umane. Quindi appunto l'organizzatore è la cattedra UNESCO, che è fatta da sociologi e storici del rapporto tra i cittadini e l'acqua nel caso specifico. Ora, laddove la comunità scientifica si riunisce, questa passione che lei racconta è riconoscibile, è palpabile. Eravamo tutti molto appassionati dell'argomento e abbiamo tutti riconosciuto l'importanza di questi momenti di allineamento delle competenze che superano quello che io ho definito con una parola un po' forte, l'idraulicismo, pure da ingegnere idraulico, l'idraulicismo, che è un po' quel errore, che non era un errore perché erano altri tempi, che si è fatto nel Novecento, di dare in mano agli ingegneri la risoluzione dei problemi, come se fossero dei messia che dovevano salvare la situazione. Non è più così, noi possiamo adesso usare gli avverbi in modo più corretto, possiamo dire che la difesa idraulica e le opere e il ruolo degli ingegneri può essere principale. No, può avere un ruolo, come dire, importante, anche di una certa supremazia per l'importanza e la ricaduta sulle vite umane, la salvaguardia, eccetera, ma non più isolato, non più da solo. Non possiamo più assumere che si possa dare al professor Marion con la cattedra di idraulica di Padova il ruolo di rappresentare una complessità
di cui lui non può essere portatore, nessuno di noi può essere portatore di questa complessità. Devo dire, e su questo magari facciamo un po' di polemica, visto che a lei piace e la sua domanda aveva un tono polemico, devo dire che in questo momento, proprio sul tagliamento, dove c'è una situazione che assomiglia per certi versi al Piave, un po' perché sono i due fiumi del nord-est che sono rimasti più belli e naturali, no? Da difendere, e anche ci danno possibilità di studiare animali, eccetera. Adesso non sto qua a raccontare quanto importanti siano, soprattutto il tagliamento rispetto al Piave, che è rimasto più incontaminato e più bello anche da un certo punto di vista. Noi purtroppo sul Piave, soprattutto nella parte bellunese, siamo intervenuti in anni lontani e anche per colpa di certi interessi economici. C'era la SADE ai tempi del fascismo che poi si è propagata fino ai tempi del Vajont, insomma, eccetera, ma questo è tutto un altro argomento. È un'altra storia. Devo dire che sul tagliamento in questo momento è stata costituita una commissione di saggi e di esperti, fatta inizialmente di 5 colleghi, che poi è stata allargata alle nomine che hanno fatto i sindaci interessati, per cui la commissione si è allargata a 12 saggi a cui viene dato il compito di esprimersi. Sarà un compito complicato perché magari si farà fatica, ma almeno lì c'è un linguaggio che è unito dall'evidenza scientifica e dalla capacità di leggere i dati oggettivi, cosa che non verrà fatta per il Piave. Nel Piave si è scelto, la responsabilità non è immediatamente attribuibile, ma tutti quelli che hanno seguito la faccenda puntano il dito ormai in maniera chiara verso alcuni attori. È stato deciso di dare in mano le scelte a un commissario governativo. E qui si è persa questa capacità di fare sintesi e di fare ragionamenti importanti, anche in presenza di una comunità scientifica che si è già incontrata ed è pronta a dare una mano, un contributo, cosa che si fa nei modi possibili, ma che non potranno arrivare alla fase, ad aiutare la fase decisionale, se non per quella che ci auguriamo essere una grande sensibilità del commissario. Allora andiamo a vedere questo video del WWF, Oasi della Buona, andiamo a sentire e poi commentiamo col presidente Boschetti.
Allora, Presidente Boschetti, cosa ci dice? Abbiamo visto questa meraviglia e la ringrazio per questi video che ci ha mandato e soprattutto come commenta le parole del professor Marion. Fanno molto riflettere, da una parte una squadra di esperti preparati che stanno cercando di capire per risolvere il problema, da un'altra parte il commissario che deciderà. Prego Presidente. Io posso solo dire, non sapendo che sarebbe stato invitato, sarei stato in collegamento col professor Marion, si potrebbe proprio dire lupus in fabula, perché quel filmato che avete non abbiamo capito, onda ripete perché non abbiamo capito. Non sarà sfuggito all'occhio dell'esperto, un bacino di laminazione. Un bacino di laminazione di un canale che si trova nel comune di Badia Polesine, in provincia di Rovigo, che negli anni attorno al 2007 è stato realizzato tra il 2007 e il 2009, che poi grazie a un accordo con il WWF il consorzio di bonifica ha riforestato. Ci hanno dato la possibilità di riforestarlo interamente, quindi anche a dimostrazione sì che la natura ha dei tempi abbastanza lunghi di recupero, ma è altrettanto vero che con un aiuto che si può dare questi processi possono avvenire in tempi più brevi, per cui è stato possibile nel giro di pochissimi anni. Se pensiamo che la prima zolla è stata mossa nel 2007, quando ancora lì c'erano i campi, oggi noi possiamo godere di un ambiente naturale. Visto così diciamo dall'alto può sembrare relativamente piccolo, ma immersi all'interno di questi percorsi circondati da alberi. Presidente Boschetti, mi fa fare una parentesi, avete ricevuto anche delle critiche però come WWF? Io me ne ricordo. Sì, perché si pensava che noi volessimo fare il classico buco per terra, no? Cioè che accettassimo che perché non c'era una percezione di come fatti in un certo modo anche i bacini di laminazione possono diventare una risorsa ambientale. Cioè c'è questo problema che ci trasciniamo, che ha ben descritto il professore, che ci trasciniamo dal secolo precedente, in cui se fai quelle cose lì non sei dalla parte della natura. Noi abbiamo voluto invece, io essendo anch'io un operatore idraulico forestale e mi occupo anch'io di queste cose, ho colto invece l'opportunità che poteva in qualche modo essere colta con questo progetto, a condizioni che il consorzio di bonifica ascoltasse anche le nostre istanze. Quindi è una questione di dialogo, è creare una biodiversità umana prima di una biodiversità naturale, cioè dobbiamo essere consapevoli del ruolo che ha ciascuno di noi nella sua diversità e cercare di integrare fra loro le cose, perché integrare dovrebbe diventare un po' l'imperativo anche per mere questioni economiche. Grandi interventi di natura idraulica per la messa in sicurezza del territorio richiedono fondi ingentissimi, lo sappiamo bene. Attraverso un Life Natura che abbiamo sempre fatto con i consorzi di bonifica è stato possibile fare la rivitalizzazione di alcune lagune creando degli ecosistemi naturali. Molto chiaro, Presidente, devo interrompere, se no non ce la faccio, stiamo forando. Allora, professor Marion, come commenta quello che ha detto, quello che abbiamo visto il Presidente Boschetti? C'è solo un appunto che farei al collega diciamo ambientalista, che è questo. È vero che noi possiamo intervenire rinaturalizzando, però è anche vero che io sono assolutamente convinto che quando rinaturalizziamo noi non riusciamo a riprodurre le condizioni naturali. Apparentemente sì, ma non realmente. Quando noi andiamo a guardare i parametri costitutivi della natura, noi notiamo come l'eterogeneità, la diversità dell'ambiente naturale, lo vediamo nella parametrizzazione che facciamo noi studiosi, quindi nella statistica delle variabili, quando noi andiamo a riprodurre, a rinaturalizzare, non riusciamo a ricreare qualcosa che scimmiotta la natura, ma non è mai la natura stessa. Per esempio, tendiamo come esseri umani a creare allineamenti degli oggetti che andiamo a disporre, che non sempre, come dire, sono quelli che la natura avrebbe scelto per sé. Quindi attenzione, c'è rinaturalizzazione e rinaturalizzazione. Uno potrebbe dire che la vera rinaturalizzazione è quella che avviene quando si lascia alla natura fare da sé, più che fare noi. Su questo potremmo parlarne a lungo.
C'è però un'altra cosa, se ho Prego. 2 minuti, che vorrei anche sottolineare. Ormai le aree che sono protette anche dalla Commissione europea, che ci impone sempre più attenzione alla protezione ambientale. Perché? Perché queste aree sono diventate poche. Sono degli elementi da diventare talmente rari da essere quasi unici. L'ambiente delle Grave di Ciano, la dottoressa Zanatta ci spiega, è un ambiente che è rimasto sostanzialmente unico nel Veneto per le caratteristiche appunto anche numeriche di biodiversità, di presenza di animali eccetera. Ora, questi elementi fanno sì che ormai le aree naturalistiche, soprattutto quelle protette, siano quasi, a me piace fare l'analogia con le grandi opere d'arte, cioè ciò che ci è rimasto è talmente raro da diventare, tanto più diventa raro, sostanzialmente sempre più di valore, fino a diventare quasi inestimabile, perché quando una cosa non comincia a mancare, no? Noi dovremmo cominciare a guardare agli ambiti naturalistici, qui parlo da cittadino più che da ingegnere idraulico, con la stessa attenzione che mettiamo alle grandi opere architettoniche o alle grandi opere artistiche, cioè sul fatto che alcune cose sono diventate talmente rare da acquisire un valore per noi, ma soprattutto per quello che ancora non sappiamo, che è che valore avranno per i nostri figli. Andiamo a vedere la terza parte della dottoressa Zanatta, perché è molto importante. Un po' alla volta capiremo se stiamo attenti e ascoltiamo bene le parole. Le Grave di Ciano sono un bacino di biodiversità, per cui tutto il discorso si deve guardare secondo questa ottica. Le Grave di Ciano sono un ambiente tra i più selvaggi proprio perché lì domina la natura e lì ci sono livelli di biodiversità che vedremo nelle slide successive, non vengono riconosciuti, cioè non sono presenti in altri contesti del territorio, soprattutto nel territorio planiziale. E quindi tutelare o comunque spostare, diciamo, l'attenzione al dove fare questo progetto. Io chiedo di considerare appunto la possibilità di spostare la propria visione e mettersi a considerare seriamente il valore della biodiversità in questo progetto, che viene totalmente trascurato. Siamo infatti nell'epoca della crisi della biodiversità, oltre alla crisi climatica. È interessante perché Wilson, che aveva coniato il termine di biodiversità, è morto, ma hanno diciamo, istituito questa fondazione molto importante, molto interessante. Lì c'è il sito dove è possibile andare a vedere che cosa fa questa fondazione. Allora, devo tagliare purtroppo perché il tempo è tiranno, però ha condiviso in pieno la dottoressa Zanatta quello che ha detto il professor Marion. Ha detto le stesse cose. Allora, Presidente Boschetti, ormai siamo in chiusura, ecco, come vuole commentare e come ci saluta? Ma niente, vi saluto ancora con diciamo, l'invito a prendere in considerazione la necessità di tenere insieme gli aspetti che sono legati alla sicurezza a quello che è il concetto di sicurezza più globale, che è la casa comune in cui viviamo. Qua il riferimento anche a Laudato Si è puramente voluto per chi ci crede, per chi ha anche una visione, diciamo, non necessariamente tecnica o scientifica di questi aspetti. La casa comune, appunto, la biodiversità in cui viviamo tutti, è un concetto che deve entrare anche nella filosofia con cui ciascuno di noi si rapporta con il mondo esterno. Non dobbiamo vedere nella diversità di idee un ostacolo. Facciamo un'enorme fatica come associazioni tante volte a rapportarci con gli uffici preposti competenti. Quando siamo riusciti a farlo, qualcosa di meglio, non dico che abbiamo salvato il mondo, però qualcosa di meglio siamo riusciti a ottenere. Serve ascoltarsi, serve entrare, diciamo, mettersi nei panni gli uni degli altri e capire che ciascuno di noi ha
al di là di quello che è il suo ruolo, per cui è pagato sostanzialmente o che è chiamato a fare dal punto di vista dell'impegno sociale, deve guardare anche a quelli che sono gli aspetti che riguardano l'intero, tenere insieme, diciamo, i molto bisogni. Chiaro, Presidente, molto chiaro. Sentiamo invece come commenta e come ci saluta il professor Marion. Allora, io vorrei spezzare una lancia anche in favore di chi ci amministra a livello regionale, nel senso che non vorrei sembrasse che la critica è generalizzata e tout court. Per quel che riguarda l'idraulica e la difesa idraulica, noi abbiamo una regione che ha provveduto nell'ultimo decennio, almeno sicuramente, col famoso piano Casarin-Dalpaus, a mettere in sicurezza amplissime parti del territorio. Devo dire che il caso del Piave è forse quello in cui si è creata la criticità, anche per effetto appunto dei terminali che sono questi sindaci, tra l'altro per le quali si crea all'interno dello stesso partito poi un dialogo serrato e un contrasto serrato che sicuramente sta forse anche lacerando, adesso non lo so, io le dinamiche politiche le conosco non da dentro. Quello che è successo in Veneto però è generalmente abbastanza positivo, anzi molto positivo. Io devo dire che spezzo una lancia a favore di quello che è avvenuto, anche perché ci sono casi come la cassa di espansione di Caldogno, che è stata fatta in un terreno già compromesso all'attività agricola e che quindi poi ha trovato nella possibilità di continuare a fare attività agricola un pezzo di territorio destinato a cassa di laminazione in cui gli impatti non hanno ridotto la biodiversità, ma hanno creato solamente effetti positivi. Ora, quello che è avvenuto nella maggior parte del Veneto non sta avvenendo nel Piave, laddove si tende invece non si capisce perché, a salvaguardare aree già compromesse all'agricoltura, che sarebbero comunque disponibili, perché guardando la piena del 66 scopriamo che non è solo all'uscita della valle a Ciano che si può intervenire sulla decapitazione delle piene. Questo è un argomento, come dire, aperto, mi auguro che ci sia ancora spazio per gli uomini di buona volontà per poter intervenire e ragionare prima che i danni siano irreversibili. Qualcuno dice, qualche volta ci si azzecca, che ci sono i vigneti a fondo e là diventa un problema. Questo è giusto dire quello che si sente in giro, poi bisogna dire anche quello che si sente. Ognuno si fa le proprie riflessioni, si farà i punti di domanda. Certo che io penso che la politica dovrebbe mettersi veramente a tavolo con degli esperti, dei professionisti seri che ci sono, che li abbiamo, fare squadra. Io dico sempre, professor Marion, e lo dico anche al presidente Boschetti, che dico che nelle amministrazioni oltre alle quote rosa ci dovrebbero essere anche le quote verdi. Forse farebbero meno molti danni. Ecco, se appunto su questo tavolo sono persone molto preparate, competenti, che sanno quello che dicono e forse darebbero l'indirizzo giusto. Prego, professor Marion. Mi permetto di aggiungere le quote giovani. Bravissimo. Perché io quello che ho misurato nella mia realtà di Castelfranco, che conosco meglio, ma anche da altrove, è come la sensibilità intergenerazionale, il dialogo intergenerazionale aiuterebbe da solo ad affrontare molti di questi problemi. La presenza dei nostri figli all'interno delle istituzioni, con qualche esperimento è stato fatto proprio lì dove vivo io, ma comunque la presenza dei giovani porta inevitabilmente un punto di vista del quale noi dovremmo farci carico, perché è il mondo in cui vivranno loro, molto più di noi. E allora io le rifaccio vedere questo video, anche se riguarda la scuola, ma è un video molto importante dove questi giovani contrastano il ministro Valditara e proprio sul dialogo. Andiamo a sentire studenti e Gianmaria su Valditara. Andiamo a sentire. Non mentirò, nonostante nutrissi delle speranze che si potesse aprire un dialogo con le istituzioni, in qualche modo mi aspettavo
che insomma, non ci fosse disponibilità al dialogo. Non pensava di alzare un polverone simile Gianmaria Favaretto, lo studente del liceo Fermi di Padova che si è rifiutato di sostenere la prova orale della maturità per protestare contro il sistema dei voti. La sua intenzione era quella di invitare i docenti ad una riflessione sul sistema di valutazione scolastico, ma la risposta del ministro dell'istruzione Valditara, che annuncia bocciature per gli studenti che boicottano l'esame, ha amareggiato il neodiplomato padovano. A parte il fatto che sono curioso dei criteri con cui si giudicherà se uno studente stia boicottando l'esame in maniera volontaria o meno, credo che rispondere a una richiesta di dialogo con delle minacce sia diciamo insoddisfacente. Ovviamente il rischio bocciatura non riguarda Gianmaria, che come la liceale bellunese Maddalena Bianchi o quello trevigiano del liceo Canova ha superato la maturità con i punteggi delle prove scritte. La riforma annunciata da Valditara deve essere prima approvata, ma la reazione del ministro, che affronta a muso duro gli studenti che hanno rifiutato l'orale, ha sollevato ulteriori polemiche tra i ragazzi con la presa di posizione della rete studenti medi del Veneto. Noi crediamo che la risposta del ministero non solo sia inaccettabile perché usa il linguaggio della repressione, della minaccia nei confronti degli studenti, ma sia anche insufficiente, perché il tema che è stato sollevato è che gli studenti non stanno bene all'interno delle mura scolastiche, che c'è la necessità sentita di cambiare sia il sistema dell'educazione in generale che quello di valutazione, che fino ad arrivare a quello della maturità in generale. E se la risposta del ministero, piuttosto che la ricerca di un dialogo come noi in realtà lo stiamo ricercando da anni ormai col ministero, è una minaccia in più e appunto la minaccia di addirittura arrivare a bocciare chi protesta all'interno delle mura scolastiche, è un linguaggio a cui noi non stiamo, che noi non possiamo accettare, e continueremo a chiedere questo confronto nonostante le porte vengano continuamente chiuse. Professor Marion, un commento veloce. Mi tocca il cuore, perché io da giovane facevo parte di associazioni studentesche trevigiane che venivano dal mondo cattolico, e ho fatto per 3 anni il consigliere d'istituto nel mio liceo di Castelfranco e poi il consigliere di distretto scolastico, quindi devo dire che questa cosa mi appassiona. Allora, dico questo, io personalmente credo che la prova orale possa essere tranquillamente parte integrante della valutazione, e lo debba essere, però questa cosa deve essere messa nelle regole. Il ministro non può prendersela con le regole fatte direttamente dalla politica. Quindi direi che mi sembra veramente la tempesta in un bicchiere d'acqua. Se si vuole che l'esame orale diventi parte integrante dell'esame, lo si metta nelle regole, ma fin tanto che le regole sono scritte così, lasciamo a questi giovani la possibilità di gestire il proprio voto. In fondo sono giovani che rinunciano a 20 punti potenziali di valutazione e l'esito sarà quello di un voto inferiore per se stessi. Che poi abbia delle implicazioni sulla loro carriera futura, per l'accesso all'università, probabilmente è poco importante in questo momento. Resta comunque una scelta individuale che è compatibile con le regole. Non vedo dove sia il problema, mi sembra davvero una tempesta in un bicchiere d'acqua. Grazie ai miei ospiti. Pubblicità. Bisogna fare appassionare i giovani a quali sono le nostre attività. Contaminare le nuove generazioni della passione che ogni artigiano ha per il proprio lavoro. Questa è la formula scelta da Confartigianato per dare un futuro a questa imprenditoria, e questo è il tema dell'incontro a Villa Corner della Regina. Riuscire a far capire ai giovani qual è l'importanza di imparare un mestiere, di imparare a avere con mano e costruire con mano qualcosa, credo che è una sfida che spetti anche ai nostri artigiani e alle imprese di oggi. Che devono affrontare un profondo cambiamento generazionale dove il lavoro non è più un obiettivo, ma un mezzo per garantirsi una buona qualità della vita. Si aspettano da un lato di avere dal punto di vista dell'assunzione alcuni elementi di tipo strumentale, come per esempio i benefit, il welfare, il fatto la possibilità anche di poter lavorare da casa oppure con orari flessibili. Poi però ci aggiungono anche altri elementi più di tipo qualitativo, che sono per esempio l'essere coinvolti nelle scelte aziendali, andare a lavorare in luoghi di lavoro che hanno un buon clima relazionale
personale fra i componenti, i collaboratori, piuttosto che il fatto che l'azienda faccia delle iniziative a favore del territorio, iniziative benefiche, cioè in altri termini abbia una buona reputazione. Questi punti di forza per una scelta lavorativa in un tempo dove l'offerta di lavoro artigiano supera la domanda. È un modo per orientare le giovani generazioni, continua ad essere il ponte tra scuola e mondo artigiano. La ex alternanza scuola-lavoro, quindi è l'opportunità che i nostri giovani hanno di entrare a far parte delle dinamiche aziendali già e ancora in epoca scolastica. Importante quindi che gli artigiani guardino sempre di più alle aziende che già adesso riescono ad attrarre i giovani. Culturalmente c'è l'idea nella piccola impresa di testa bassa e lavorare. Ecco, forse si può pensare un po' di creatività e immaginare orari di lavoro diversi, che la flessibilità degli orari è diventato un prerequisito, tant'è che ormai nei colloqui di lavoro è una delle prime cose, soprattutto per certi tipi di lavori, che chiedono. Sono loro che dicono alle aziende: le farò sapere se la sua offerta mi va bene, non viceversa. Gli artigiani che se non ci fossero dovremmo inventarli, specialmente quei pochi che sono rimasti, perché anche è stata fatta una decimazione, guardate, sono stati il nostro know-how, questa creatività che hanno. Ne parleremo questa mattina con Danilo Vendrame, Presidente Trasportatori Treviso. Grazie veramente Presidente di essere qui. Saluto anche Luigino Bertolazzi, enologo in pensione. Buongiorno anche a lei Bertolazzi. Ecco, capiremo anche questo mondo, un mondo che poi si unisce alla fine. Allora, Presidente Vendrame, trasportatori, il caldo, la fatica, i giovani, cosa ci racconta? Prego. Beh, intanto possiamo dire che abbiamo visto il mese di giugno un buon mese, contrariamente anche metà maggio forse. Un po' più di ripresa, un po' più di lavoro per tutti, basta vedere per strada, ci sono più camion, ci sono più furgoni e quando la gente corre vuol dire che ha bisogno di lavorare, quindi già questo è una cosa. Vorrei dire che il nostro è un lavoro duro e a volte purtroppo è reso anche più duro dalle regole che ci impongono. Quando si parla di sicurezza nessuno vuole eliminare la sicurezza, ma alle volte per qualche puntiglio, per qualcosa, arrivi su un posto per caricare e scaricare alle 11. Ti dicono sì, aspetta alle 11:30, 11:40, 11:45, ti dicono no, aspetta alle 2 perché non possiamo scaricare in sicurezza, eccetera. Quel ragazzo che rimane fuori 2 ore col camion sotto il sole, è inutile che mi dica è un bravo ragazzo, si può anche fermare, ma si mangia dentro uno stress che è enorme. Dopodiché si riversa tutto, quando va in strada è ovvio che non è più lucido come era quando è arrivato nello stabilimento. Quindi dico, tante volte bisognerebbe portare anche un po' più di rispetto, cioè provare a mettersi nei panni di chi è dall'altra parte. Nessuno dice eliminare la sicurezza. La sicurezza è un cardine, però a volte in 5 minuti andare a mangiare 5 minuti dopo allevi il lavoro di 2 ore magari per l'autista, eccetera. Quindi a volte anche questo incide molto anche su quello che dopo devi raccontare quando assumi un dipendente e vuoi fare l'autista. Adesso abbiamo trovato qualcosa anche di abbastanza giovane, persone quasi tutte dell'estero, però bravissime persone che vogliono fare questo lavoro. Ben vengano, certamente è più difficile per i nostri, leggevo un post prima, per i nostri che hanno tutto, non hanno più fame di sperimentare qualcosa di nuovo, di cercare qualcosa di nuovo, per provare a vedere di fare qualcosa di nuovo con le loro mani. Una volta mi dava le macchinette, mi dava le costruzioni,
qualcosa te facevi, adesso ti dà il telefonino, i giochi elettronici, ma non ti fa più niente. È ovvio che uno che viene su così è più difficile che si rivolga al mondo artigiano, si rivolgerà sempre a qualcosa di industria elettronica, eccetera. Non è che al mondo artigiano questa cosa manchi, però c'è l'idea che l'artigiano deve lavorare solo con le mani, mentre l'industria no. No, non è vero. Sono due cose diverse, però Presidente, io devo farle una domanda scomoda e dobbiamo capire. Noi però sentiamo che molte volte, spesso anche, quando viene fermato un autista, specialmente straniero, quando misurano con l'etilometro va alle stelle, con dei superamenti incredibili. So che qualcuno dirà, ma bisognerebbe vedere tutti, però ne basta uno per creare una strage e soprattutto la velocità. Io ieri ho ricevuto una telefonata che mi diceva in una strada normale andavo a 90 all'ora, no, proprio un ospite, non mi ricordo chi era, sono stata superata da un camion molto grande a più di 120 all'ora, andava via come una bomba. Allora Presidente, la sicurezza è un punto fondamentale, perché poi vediamo stragi. Cosa vuole dire lei, che è una vita che ha fatto questo lavoro, che sa di cosa si parla, ma come si fa a bere così e mettersi alla guida di questi veramente bolidi? Prego Presidente. Diciamo che non tutti i paesi hanno la stessa regolamentazione, paesi europei e extraeuropei, cioè fuori dall'Italia, non hanno la stessa regolamentazione e non hanno gli stessi controlli, quindi in altri paesi qualche volta viene tollerato anche questo discorso. No, non deve essere tollerato. Secondo me è sbagliato anche l'alcol zero. L'alcol 0,5 poteva essere. Mio papà ha vinto il volante di diamante, cioè significa 70 anni di patente senza fare incidenti gravi, e d'ombre a mezzogiorno le ha sempre bevute, però non ha mai fatto. Cioè il discorso è sempre moderazione, quando fai le cose niente. Allora adesso ci sono anche, abbiamo lanciato da questa emittente e abbiamo visto che i supermercati vicini hanno tutti quanti portato delle birre analcoliche. Prima non c'erano, da 2 mesi a questa parte, 15 giorni dopo la trasmissione qua, sono arrivate alcune scelte, non una, alcune scelte di birre analcoliche. Quindi se uno non vuole bere acqua ha l'alternativa e si deve uniformare. Dopodiché il discorso della velocità è molto pericoloso, nel senso che noi abbiamo un limitatore sul camion, il limitatore è tarato a 90 km all'ora. Se uno va fuori di quei 90 km, gli viene ritirata la patente e sequestrato il camion immediatamente. Non ci sono discorsi, non ci sono regole, sequestrato e pignorato. Quindi quel signore che andava a 120 sta correndo un grosso rischio. Certo che con le pattuglie che vediamo nella strada, io delle volte faccio l'autostrada e corro, e una pattuglia non la vedo e passo da una regione all'altra, perciò i furbi purtroppo ci saranno e ci sono sempre, il problema è che se tu lo trovi, ecco, però se basta ne trovi uno e hai rovinato la vita di tante famiglie purtroppo. Sì. Allora sentiamo anche cosa ne pensa Luigino Bertolazzi, enologo in pensione. Cos'è il vino, cos'è l'alcol, cosa ci dice, perché qui non riusciamo più a capire. Ma bevo vino buono, che vino sto bevendo? Bisogna conoscerlo, essere degli esperti. Abbiamo sentito anche delle trasmissioni che hanno messo in discussione vini pregiati, come vengono fatti, bottiglie che costano tantissimo, con punto di domanda. È vero, non è vero, però a casa che si sente, si guarda e dice, ma allora com'è la storia? Allora, cosa ci dice Bertolazzi? Allora, il discorso vino in Veneto è un discorso molto grande, molto complesso, molto articolato. Lei pensi che
se noi produciamo il 15% della produzione nazionale, imbottigliamo il 25-30%, quindi il Veneto è fondamentale per quanto riguarda l'imbottigliamento e la distribuzione. Poi il discorso, partiamo dall'inizio, dal collegamento con l'amico trasportatore, no? Io quando mi trovo in autostrada e vedo l'autostrada che rallenta e vedo questi camionisti fermi, mi viene l'ansia per loro, perché poi devono recuperare queste fermate che poi non esistono. E l'alcol, siamo un po' schizofrenici, nel senso che abbiamo abolito completamente l'uso e il consumo di alcol. Ma attenzione, cioè il vino è una cosa, l'alcol è un'altra. È vero che poi si tratta solo di concentrazioni e che l'alcol dà l'effetto inebriante, sono d'accordo, però la criminalizzazione che è stata fatta su questi prodotti, su questo prodotto in particolare, che è frutto di tradizione, frutto di storia, di autenticità, di lavoro anche, anzi di lavoro, tantissimo lavoro, è una cosa che come al solito quando è troppo stroppia. Io sono assolutamente d'accordo con il signore quando mi dice guarda che 0,5 aver eliminato il 0,5 e aver portato il limite a 0 per le funzioni di trasporto, perché funziona così, perché nella mia vita ho fatto anche il responsabile della sicurezza di una grossissima azienda, e aver portato a 0 per le funzioni di trasporto significa che una persona non può toccare nulla, ma non solo un camionista, ma un trattorista, ma chi va via, chi va a consegnare con la bicicletta. E quindi bene o male si è andati a criminalizzare una situazione. Lo 0,5 io lo consideravo e lo considero ancora uno dei livelli assolutamente ottimali. Le faccio un esempio: io faccio parte di una commissione di degustazione di Sicuria con enti di certificazione. Noi quando facciamo queste sedute con le quali andiamo a dire se un vino ha le caratteristiche di qualità oppure no per essere immesso nel mercato con una determinata etichetta, quando usciamo facciamo la prova spirometrica e dobbiamo essere inferiori a 0,5 e degustiamo 25, 30, 40 vini. È vero, siamo professionisti, però la sicurezza c'è anche lì. Se ci fosse il limite 0, il nostro lavoro non potrebbe più essere fatto. Allora sentiamo Vendrame, anche perché il tempo è tiranno purtroppo, però vorrei parlare anche di questo avvenimento, di questa festa che avete fatto per cercare anche di dare visibilità a questo lavoro, al sacrificio di questo lavoro, dove porta questo lavoro, cercare di dare anche la possibilità di capire, di vedere alle persone cos'è questo lavoro. So che avete avuto un numero molto importante di persone che hanno festeggiato con voi. Ne parliamo, Vendrame, perché è interessante quello che avete fatto. Il discorso del 1° maggio era un discorso che avevamo fatto riesumando la vecchia benedizione dei veicoli che si faceva una volta. Quando ero piccolo mio papà mi metteva in camion e passavamo davanti a Cesa tutti quanti con una colonna che mai andavamo a benedire il camion e macchine eccetera. Abbiamo riesumato questo discorso, per fortuna abbiamo un bel piazzale dove fare tutto questo discorso e quest'anno da 10 anni, questo è l'11° che facciamo, mettiamo alcuni mezzi da lavoro, mettiamo alcune macchine, tutti fermi, calmi, e dopodiché c'è qualche dimostrazione, trattori antichi, dico antichi non solo i superlandini, ma addirittura la macchina a vapore con la trebbietta, quella piccola. Neanche un video non abbiamo, neanche una foto, Vendrame. Vabbè. No, ce ne sono, ma noi lo porterei qua. Dopodiché c'era il gruppo folcloristico con i mestieri di una volta, c'è il nostro amico Arrottino che è là, c'erano sempre stata una presenza fatta da Confartigianato, quindi
una presenza di Confartigianato. Anni scorsi avevamo fatto una cosa sulla sicurezza in casa, un opuscolo con l'insegnamento di quali sono i pericoli più ricorrenti quando sei all'interno di un'abitazione e cosa fare, cosa possono fare, cosa può fare un artigiano per farti evitare la luce, eccetera, per farti evitare alcuni pericoli. E c'era questo vademecum che consegnavamo un pochino a tutti. Dopodiché abbiamo fatto 60 kg di trippa e l'hanno fatta e qualche bicchiere di vino? Delle signore, qualche bicchiere di vino, ma il vino non si è andato via tanto, no. È andato via anche tanta acqua. O birra analcolica? Là abbiamo portato la birra analcolica e l'abbiamo messa col manifestino sotto, questa è analcolica, è stata la prima che è andata via. Allora devo correre purtroppo, io chiederei invece a Luigino Bertolazzi cos'è il vino analcolico. Ecco, in futuro vedremo questo vino, cosa vuol dire vino analcolico? Sai, prego. Gabriella, tu sai che noi facciamo parte di un'associazione che va a recuperare le antiche varietà perdute, no? Il vino analcolico fa parte di una richiesta del mercato che lo sta chiedendo e quindi noi siamo in una situazione economica di mercato e laddove il mercato chiede qualcosa bisogna in qualche maniera darglielo. Io più che del vino analcolico, cosa alla quale credo poco, vi spiego anche perché ha poco senso fare avvenire una fermentazione biologica per produrre alcol e poi spendere un sacco di energia per toglierlo. È più semplice fare vini a bassa gradazione, cioè lavorare in campo per produrre vini a bassa gradazione, quindi noi avremmo a disposizione la natura per dare vini meno alcolici, quindi con meno concentrazione di alcol e che hanno dal punto di vista del consumo e della quantità di consumo, non dico l'effetto della birra analcolica, ma ci andiamo vicini, ecco, senza andare a spendere una quantità di soldi incredibile in tecnologia, in lavoro, in energia per togliere quello che abbiamo prodotto prima, quindi sarebbe carica il camionista, ecco. Un'altra cosa, prego Vendrame. Ma avere anche per i giovani quel vino a bassa gradazione, bere lo spritz invece che avere 10 gradi, che ne ha 7, che ne ha 5, significa essere ancora in campana, diciamo, quando quando ne bevono i giovani che non sono abituati a bere, bevono 2 spritz, gli va via di testa e non te puoi più. Posso fare un breve accenno? Ecco, lo spritz io sono veronese, per un veneto era acqua gasata e vino una volta, tanti anni fa, qui da noi. Poi è diventato qualcosa che è il Campari, che era americano dentro, quindi bevi uno spritz sei morto, perché sono 15 gradi, quindi stiamo parlando che il vino che viene aggiunto allo spritz, sì, un po' di acqua, ma è quello che va a diluire l'arricchimento che porta il Campari. Sicuramente delizioso, perché vedi che è molto, molto apprezzato dai consumatori esteri, è molto apprezzato anche nei wine bar, nelle realtà locali, però ha un suo impegno e quindi, come giustamente diceva il trasportatore, avere a disposizione un vino a basso grado e ti dicevo prima, facciamolo fare dalla natura, non continuiamo a dire che siamo bravi, prima produciamo poi togliamo, facciamo a meno di incrementare in questo modo le gradazioni, ecco. Senta Bertolazzi, devo correre un'altra domanda, poi devo andare da Vendrame, ma i rossi, ritorneremo a bere i nostri rossi oppure il prosecco regna sovrano su tutto, i nostri meravigliosi rossi che sono spariti? Prego. Gabriella. Mirella, scusami Mirella, mi hai fatto apposta questa domanda perché ieri eravamo a Nervesa della Battaglia presso la Giusti Wine all'abbazia di Sant'Eustachio, dove con l'Accademia della Vite e del Vino abbiamo fatto una tornata sulla Recantina. La Recantina è un grandissimo vitigno trevigiano che è stato riscoperto da un tale che si chiama Lino Forner e da Severina Cancellieri del centro di ricerca di Conegliano,
e che noi da qualche anno microvinifichiamo e che abbiamo proprio avuto il sentore e la testimonianza essere un grandissimo vino rosso e che oggi si sta pian piano diffondendo e ha una superficie di circa 25 ettari in tutto il Trevigiano, ma ti posso garantire che è un vino veramente stupendo. Sembra quasi che la domanda fosse stata posta. E non lo sapevo, l'ho fatta apposta. Grazie, perciò abbiamo speranza che ritornino i nostri meravigliosi rossi. Andavo a Roma specialmente con l'associazione eccetera, e a un certo punto con il pesce ci hanno consigliato un rosso. Questo è un rosso giovane, buono, viene dal Veneto, un Rabosetto. Veneto a Roma, rosso, e quindi vuol dire che si può lavorare ancora su quei vini di una volta, il buon Cabernet che si da queste parti, il Cabernet Franc, lo trovi dappertutto, per carità, però come viene in questa zona, a San Biagio e Carbonsine eccetera, non lo trovi da nessuna Avete capito, Vendrame, che si è dimenticato di fare il trasportatore, perché parlare di vino, parlare di cibo, ecco, è che piace tanto, non che c'è niente da fare. Senta Vendrame, però parliamo invece di patenti che costano tantissimo, questi giovani che fanno fatica, adesso sembra che anche gli imprenditori abbiano capito l'importanza di aiutare, di investire. Com'è la situazione, Vendrame? Purtroppo le patenti non si è capito il discorso, abbiamo parlato anche direttamente anche col Ministro, però non si riesce a capire che tante persone che rimangono senza lavoro potrebbero avere un'alternativa in più se gli facessimo fare la patente. Dopo non è detto che tu ti vai via col camion. Se a fabbrica di Castelfranco chiude e se 200 persone, diamogli la possibilità, qualcuno farà un corso di un qualcosa, qualcuno farà la patente. Ma i nostri sono lavori che esigono molte ore, pochi sono i lavori da autista con 8 ore precise, tutti quanti fanno 10-11 ore, però arriviamo a stipendi del tutto ragguardevoli, ai 2,4, 2,5, a meno che non fai qualcosa in più che arrivi anche sui 3.000. Ma allora diciamo che qualcuno che, pur essendo stato incanalato prima in una mansione di fabbrica di 8 ore, dopodiché può pensare di dire posso avere una strada differente. Certamente se deve spendere 8-9 mila euro, tante volte non li ha neanche per spendere. Sì, appunto. Quindi, qua volevo arrivare, cioè non stiamo parlando di cioccolatini a €1, cioè una patente da 8-9 mila euro. Devo andare adesso invece da Bertolazzi. La passione dell'enologo, come la vede nei giovani? Perché ho visitato anche a Valdobbiadene, le cantine sono musei e vedo tanti giovani, tantissimi giovani con passione che hanno investito e investono su questo. Prego Bertolazzi. Allora è chiaro che è un settore che ha saputo riqualificarsi e creare proprio una tendenza, no? E il diffondersi di parecchie scuole di enologia a Udine, a Conegliano, a Verona ha dato la possibilità a tanti ragazzi di studiare. Oggi la viticoltura, prima perché l'enologo è un viticoltore che è in grado poi di trasformare, la viticoltura e l'enologia sono realtà di precisione, nel senso che non esiste più la cosa fatta attraverso il caso. Quando noi parliamo di viticoltura naturale, attenzione che, questa è la mia opinione, naturale non significa che si pigia e si lascia lì, ci lascia andare. No, naturale è forse il massimo vertice della capacità di seguire naturalmente e con pochissimi interventi ottenendo un risultato positivo, perché alla fine il risultato deve essere positivo. Questi ragazzi hanno nel loro imprinting proprio la voglia di
studiare e portarsi avanti, perché anche nel campo enologico oggi i cambiamenti climatici, i cambiamenti dei gusti, i cambiamenti di mercato ti costringono assolutamente a correre di più, e vedo in tanti ragazzi giovani la voglia di fare, la voglia soprattutto di intraprendere, di mettersi per conto loro, magari con poche bottiglie, poi la cosa si amplia, va avanti, e soprattutto quello di innovare, cioè fare innovazione. Cosa vuol dire fare innovazione? Vuol dire anche provare delle varietà che sono andate perdute, che facevano parte del nostro retroterra storico, cose che c'erano nel 45, nel 36, nel 28, sono andate perdute per una serie di motivi, ma non sempre perché erano tecnicamente inadeguate, ma perché le mode e le circostanze non li hanno più ritenuti validi, ecco. Io ringrazio veramente Luigino Bertolazzi, enologo, che ci ha dato anche un input diverso. Noi crediamo e dobbiamo credere anche ai nostri vini meravigliosi rossi, ecco, e forse grazie anche a questa passione che hanno anche i nostri giovani, forse oltre al bianco ritorneremo a bere qualche buon rosso. Io volevo rivolgere un invito, dato che noi siamo un'associazione Onlus, siamo l'associazione Graspo che che fa 80-90 microvinificazioni ogni anno. Volevamo esprimere, intanto grazie alla vostra redazione, e un invito diretto se volete venire a vedere cosa facciamo. Sono 5 anni che noi ogni anno salviamo 80 varietà perdute, per dare la possibilità a tutti quelli che vogliono di degustarle e di poterle valutare. Grazie veramente a Luigino Bertolazzi, grazie al nostro Danilo Vendrame, Confartigianato trasportatore, grazie a voi, e adesso vi lascio con della bellissima musica fatta da ragazzi, da questa insegnante Paola Manzan, con le classi hanno fatto questi dischi. Andiamo a sentire. Dove sei? Non lo sai che ho bisogno di te, ancora fuori da qui. Provo freddo e non mi sento sicura. Se non ci sei, mi sento sempre come se mancasse qualcosa. Poi nei dettagli della vita mi mette un po' paura. Se poi domani verrà, il mio domani sarà a testa alta, l'ho raggiunto da sola. Quando il mio domani verrà, il mio domani sarà, chiudo gli occhi e mi respiro la vita. Non lo sai che ho bisogno di te, ancora mai, oramai. La mia strada prende forma, devo andare da sola. Se poi domani verrà, il mio domani sarà a testa alta, l'ho raggiunto da sola. Quando il mio domani verrà, il mio domani sarà, chiudo gli occhi e mi respiro la vita. Ho raggiunto la luna, non so neanche perché, per cercare fortuna o la corona di un re. Ho raggiunto la luna per portar la follia di chi ha perso
sfiorato la fame che divora come tale i progetti pensati senza mai realizzare, e la ricerca costante di un cavaliere già errante che fantasmi rincorre nel palazzo di Atlante. Fiero si erge il coraggio di chi ha lottato per anni, con lo sguardo ormai perso in un mare di dubbi, ma di senno soprattutto. Bella luna, sei piena, che ognuno di noi ha perso e giammai si dispera, ma di senno soprattutto. Bella luna, sei piena, che ognuno di noi ha perso e giammai si dispera. Amore, fortuna, coraggio, valore, amore, un sorriso, un abbraccio, calore. Ma di senno soprattutto. Bella luna, sei piena, che ognuno di noi ha perso e ora sai, si dispera, ma di senno soprattutto.